Buongiorno a tutti. Allora, ora stiamo facendo entrare i corsisti, giusto? Bene. Quindi qualche minuto e verifichiamo che tutti siano collegati. Sono 32 ora. Allora, nuovamente buongiorno e benvenuti a tutti, in particolar modo un saluto ai relatori di questa giornata. Oggi concludiamo questo modulo legato al tema del turismo e del paesaggio rurale con un percorso che abbiamo fatto nelle prime due settimane che ci precedono sul tema del valore del paesaggio agrario che si rispecchia in diverse attività, in diverse componenti della nostra vita. Il professor Tempesta nella prima giornata dedicata appunto al paesaggio rurale ci ha evidenziato come il paesaggio sia un fattore determinante del valore economico e quindi dell'importanza dell'economia turistica. Ha fatto l'esempio molto semplice e intuitivo di quanto costa una camera con vista su un bel paesaggio, ma anche di qual è la disponibilità a pagare di tutta una serie di persone per una bottiglia di vino che è stata prodotta all'interno di un certo contesto paesaggistico. Quindi il paesaggio è determinante nell'economia turistica e allo stesso tempo però l'economia turistica attraverso fenomeni di overtourism può essere catastrofica per lo stesso paesaggio rurale. Su di un altro versante, nella settimana scorsa, il professor Vallerani ci ha evidenziato come effettivamente si stia creando una nuova domanda di turismo, in particolar modo di turismo esperienziale, che vede anche attraverso gli itinerari tematici una componente importante di fruizione del paesaggio stesso. Di fronte a questi processi, quindi da una parte
un turismo usa e getta che consuma il paesaggio, è un turismo che invece domanda un paesaggio che conservi alcune caratteristiche, molte volte ci ritroviamo con un quadro di riferimento normativo, pianificatorio, che non sempre sta dietro quelli che sono i nuovi processi. Quindi la giornata di oggi vuole in qualche modo riportare un po' di ordine, di chiarezza su questi aspetti. Quindi nella prima parte della giornata con il professor Brocca cercheremo di capire come possiamo far riferimento ad un quadro normativo legislativo che guardi a questo rapporto tra turismo e paesaggio rurale. Nella seconda parte della mattinata cercheremo di capire come programmazione e pianificazione, in particolar modo per quel che riguarda la Regione Veneto, ma non solo, stanno in qualche modo mettendo a fuoco questa problematica. Quindi io comincerei ora appunto con la prima relazione, con l'intervento del professor Brocca dell'Università del Salento, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi anche l'anno scorso, e il professor Brocca è professore di diritto amministrativo presso l'Università del Salento e nella sua ricca produzione scientifica ha una serie di saggi che hanno proprio preso in considerazione il tema del paesaggio e del paesaggio rurale. Quindi gli abbiamo chiesto appunto una riflessione ulteriore mettendo accanto appunto al tema del paesaggio rurale anche la categoria turismo. E quindi lo ringraziamo anche per questo ulteriore sforzo e gli do la parola. Grazie. Grazie professoressa Reo. Grazie per l'invito, gratitissimo. Grazie per le belle parole, non so quanto meritate. Vengo al tema. Avendo delle slide, vediamo di condividerle. Allora. Schermo intero. Chiedo solo conferma se appunto vedete le slide. Sì. Sì, vediamo allora, benissimo. Benissimo. Allora, io sono un giurista e in effetti mi approccio al tema del paesaggio e del turismo utilizzando la lente del diritto. I rapporti tra diritto e paesaggio sono rapporti complicati, diciamo ambivalenti, almeno nel nostro ordinamento. Perché? Perché nel nostro ordinamento c'è una ricca storia di diritto del paesaggio, cioè il paesaggio è una categoria giuridica da tempo presente. Ormai più di 100 anni ha il diritto del paesaggio, dalla legge Rava, la legge per la tutela della pineta di Ravenna del 1905, al codice dei beni culturali del 2004. Sono 100 anni di storia del diritto del paesaggio. E questa è una nota comunque positiva. Se pensate che in altri ordinamenti non esiste la categoria giuridica del paesaggio, non che non esista il paesaggio ovviamente come categoria scientifica, ma quando è il diritto ad occuparsene, ecco che lo fa attraverso diversi settori: l'urbanistica, i beni culturali, l'ambiente. Da noi no, c'è un settore speciale dedicato al paesaggio. Ma questo bagaglio culturale e normativo rappresenta da un certo punto di vista anche un limite, perché il diritto del paesaggio moderno fatica a, come dire, modernizzarsi, a scrostare quella impostazione tradizionale. Lo diceva già la professoressa Reo, il diritto fatica a adeguarsi alle evoluzioni concettuali, ma anche alle esperienze che derivano dai territori in materia di paesaggio.
Dicevo, un punto di approdo il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che ha certamente molti punti, no, di sviluppo ed evoluzione rispetto alla normativa precedente. Basti pensare alla nozione di paesaggio, anzi, diciamo ancora prima, finalmente abbiamo un testo normativo in cui viene utilizzata la parola paesaggio. Paradossalmente le leggi precedenti parlavano di bellezze naturali, di zone di interesse ambientale, di beni ambientali, una sorta di tabù nel mondo del diritto per utilizzare la parola paesaggio, che ricordo sta scritta in maniera solenne nell'articolo 9 della Costituzione. Non solo quindi utilizzare, no, le parole correttamente, ma anche definire che cos'è il paesaggio. Altra grande difficoltà per il mondo del diritto, che pure è affezionato e abituato alle definizioni, ma quando si è trovato di fronte al paesaggio ha sempre faticato, anzi ha evitato di definire il paesaggio. Il codice invece prende posizione. Ci dice che il paesaggio è la risultante dell'interazione tra fattori umani e fattori naturali e questa risultante ha valore identitario per la collettività di riferimento. Quindi due elementi fondamentali, fondanti la nozione di paesaggio: l'interazione uomo-natura, il valore identitario. Ma il codice del paesaggio ha anche dei limiti, delle lacune, almeno per secondo parte della dottrina, che guarda a quello che succede, diciamo così, anche negli altri ordinamenti, in altri fronti. Penso al fronte sovranazionale e vorrei citare la Convenzione Europea del Paesaggio, molto nota, ma forse poco applicata e forse poco conosciuta dal legislatore, sebbene, come sapete, sia stata stipulata, no, proprio in Italia, a Firenze nel 2000. Ma facendo un confronto tra Convenzione Europea del Paesaggio e il Codice dei beni culturali, noi troviamo un recepimento solo parziale della Convenzione. Non troviamo quella concezione di paesaggio che invece è evidentissima nella Convenzione e che parla di paesaggio come una realtà diffusa. È un elemento presente nelle aree urbane come nei territori degradati, in quelli di grande qualità, nelle zone eccezionali, ma anche nella vita quotidiana. Il paesaggio urbano è una manifestazione del paesaggio. Il paesaggio agrario e rurale sono manifestazioni del paesaggio. Non solo, il paesaggio è anche una risorsa di sviluppo dei territori. Lo dice chiaramente la Convenzione Europea del Paesaggio nel suo preambolo: il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale, sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica che, se salvaguardato, gestito, pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro. Quindi no, un veramente superamento della concezione antagonistica paesaggio contro economia, ma neanche di indifferenza. Il paesaggio è un fattore di crescita economica dei territori. Questa concezione in verità non la troviamo nel codice. Non solo, la Convenzione si basa su alcuni principi fondamentali. Penso alla pianificazione e alla partecipazione, che però hanno un'accezione forte. Nella pianificazione si parla di valorizzazione e creazione di paesaggi. Quando si parla di partecipazione, l'accezione è forte, dicevo. In che senso? Nella gestione del paesaggio, nelle politiche paesaggistiche, occorre coinvolgere le autorità locali, gli enti locali e le popolazioni locali. Allora. Scusate.
Allora, adesso non va la... Ecco. Allora, dicevo, il codice recepisce solo in parte le sollecitazioni che provengono dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Perché? Perché l'approccio resta quello tradizionale e dicevo, no, un po' il retaggio del passato. Il codice si incentra con ovviamente perfezionamenti e anche sviluppi, ma sui classici strumenti, il vincolo, il piano, l'autorizzazione, che sono strumenti legati alla tutela, strumenti obbligatori, strumenti che calano dall'alto. Semmai c'è la grande questione detta dell'ingegneria istituzionale, cioè il codice, il legislatore, si preoccupa soprattutto di mettere in ordine e in equilibrio i diversi livelli di governo territoriale. Insomma, il chi fa cosa, il chi deve gestire il paesaggio nel panorama istituzionale, le amministrazioni statali, la regione o gli enti locali. Se, come conoscete, il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica è veramente un perfetto esempio, come ha detto la dottrina, di ingegneria istituzionale, perché lì partecipano tutti. C'è la regione, ci sono gli enti locali delegati, partecipa il ministero col parere, un'attenzione spasmodica ai soggetti pubblici. Cosa manca? Beh, manca la definizione dei principi di valorizzazione. La valorizzazione del paesaggio è materia concorrente, quindi spetta alle regioni, ma lo Stato deve fissare i principi. E chissà perché nel codice del 2004, nella parte dedicata ai beni culturali, ci sono proprio articoli dedicati ai principi sulla valorizzazione dei beni culturali. Non c'è nulla di analogo per quanto riguarda il paesaggio. Perché? Perché l'attenzione sulla tutela, perché è difficile anche definire i principi di valorizzazione. Si richiede uno sforzo notevole che però il legislatore statale deve fare. Non solo, cosa mancano? Mancano modelli e strumenti di gestione e valorizzazione che sono ancorati, ispirati ad un approccio diverso da quello tradizionale. Appunto, un approccio diverso, inverso potremmo dire a quello tradizionale. Se l'approccio del legislatore statale è di tipo vincolistico, cogente, autoritativo, che cala dall'alto, un approccio diverso potrebbe essere di natura consensuale, di tipo volontario, che parta dal basso e che guardi al paesaggio con una concezione che dicevo prima, no? Il paesaggio come risorsa dei territori, come un valore aggiunto e non un limite, come un fattore di sviluppo del territorio, anzitutto in chiave turistica. Attenzione, un approccio su cui mi soffermerò che non pretende di, come dire, superare quello tradizionale, di essere alternativo o sostitutivo addirittura, ma questo approccio può essere assolutamente complementare, aggiuntivo rispetto a quello tradizionale, cioè lo strumentario del codice fatto di vincoli, piani, autorizzazioni, competenze, poteri, funzioni è ineliminabile perché questo strumentario è a tutela del paesaggio, ma non ci può essere solo questo. Se ragioniamo nell'ottica che il paesaggio è anche una risorsa di sviluppo socio-economico dei territori. E un approccio che, ripeto, ce lo suggerisce la Convenzione Europea del Paesaggio. Ecco, possiamo andare oltre il codice quindi, sebbene il codice sia la normativa, no, fondamentale in materia di paesaggio. Ma perché possiamo così immaginare qualcosa che c'è oltre il codice? Perché abbiamo esperienze che derivano dai territori e che vanno in questa direzione. Sono esperienze di enti locali, sono esperienze di alcune regioni, sono istituti che possiamo ricavare anche da altre leggi statali
e poi abbiamo sollecitazioni dal diritto internazionale. Quindi io passerei in rassegna un po' di queste esperienze che denotano così che sta emergendo e che è possibile un approccio diverso e ulteriore di gestione del paesaggio. Alcuni esempi, se ne è già parlato, ne avete già parlato, gli itinerari del cibo appunto, dove c'è lo stretto connubio tra paesaggio, cibo e turismo. Si parte dalla legge statale, no? La disciplina delle strade del vino, la numero 268 del 99, e poi tutta la legislazione regionale. Molte regioni, quasi tutte le regioni, hanno legiferato in materia di itinerari, no? Quindi percorsi, strade, itinerari enogastronomici, dove la normativa, come sapete, è soprattutto promozionale, no? In vario modo. È incentrata sul, ripeto, il connubio tra paesaggio, cibo e turismo. Penso agli ecomusei, rispetto ai quali non esiste una legge statale, mentre esistono diverse leggi regionali. L'ecomuseo è una formula che evoca il modello museale. Gli elementi tipici sono l'organizzazione museale, quindi ci deve essere un aspetto organizzativo, la valorizzazione del patrimonio culturale. Peraltro, quando si parla di patrimonio culturale riferito agli ecomusei, noi troviamo un'accezione lata, non solo perché c'è il paesaggio, ma perché per esempio ci sono le attività culturali. Sapete la grande questione invece dell'inserimento delle attività culturali nella nozione di bene culturale secondo il codice. Nell'esperienza degli ecomusei, le attività culturali tradizionali sono a pieno titolo bene culturale, elemento del patrimonio culturale, e poi una grandissima attenzione alla valorizzazione dell'identità collettiva, no? Il ricorso a strumenti quali le mappe di comunità, i laboratori di cittadinanza attiva, quindi un pieno coinvolgimento delle popolazioni locali, oltre che una gestione in partenariato pubblico-privato che vede coinvolti gli enti locali e diversi soggetti privati. Semplicemente richiamo la legge regionale della Basilicata ma semplicemente per la definizione di ecomuseo. È un luogo di comunità avente la forma dei musei permanenti, mirante a studiare, conservare, promuovere l'identità collettiva e il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale. Gli ecomusei contribuiscono alla cura del territorio, promuovendo progetti di paesaggio in forma partecipata, nei quali le comunità si riconoscono attraverso una socialità rinnovata, che prevede la partecipazione permanente delle comunità nei processi di individuazione, cura e governo del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, favorendo modelli di cittadinanza attiva, di sussidiarietà verticale e orizzontale. E si fondano su un patto che impegna una comunità a prendersi cura di un territorio. In maniera così immediata, quante parole che non troviamo nel codice dei beni culturali, no? Cittadinanza attiva, partecipazione delle comunità, patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale, eccetera, eccetera. Scendendo, i tratti distintivi dell'ecomuseo incorporano elementi geografici, paesaggistici, ambientali, assieme ad elementi del patrimonio culturale tangibile e intangibile, come architettura, pratiche di lavoro, produzioni, lingua, tradizioni in genere. Insomma, anche quel patrimonio culturale immateriale su cui, come sapete, l'UNESCO da tempo ha prestato attenzione con un'apposita convenzione analoga alla convenzione, no, sui siti UNESCO materiali, per cui noi abbiamo, come sapete, anche beni culturali immateriali che sono qualificati come siti UNESCO. Ecco, un'altra esperienza, i cosiddetti contratti di paesaggio.
Anche qui presenti, abbiamo alcune esperienze in Italia, in realtà molto più presenti in altri ordinamenti, soprattutto in Francia e negli stati limitrofi, da diversi decenni. In Italia sono così comparsi i cosiddetti contratti di paesaggio, ma il giurista si è posto una prima questione, appunto, qual è il fondamento normativo? Perché non c'è nessun appiglio, nessuna norma, nessuna disposizione che parla e che quindi disciplina espressamente i contratti di paesaggio. Eppure esistono e quindi dobbiamo porci una questione preliminare, appunto, qual è il fondamento normativo che giustifica, ma forse anche incentiva, promuove poi, no, l'istituzione dei contratti di paesaggio. Guardando a quelli già esistenti, e poi vedremo meglio il contenuto, ma ripeto, c'è una questione preliminare proprio di legittimazione, di fondamento normativo. Quelli esistenti invocano la programmazione negoziata, i tipici atti di programmazione negoziata, gli accordi di programma, i protocolli, i contratti d'area, no? Quelli che sono disciplinati nella legge 662 del 96, anche se a rigore gli atti di programmazione negoziata pensano soprattutto allo sviluppo economico in senso proprio, in senso stretto del territorio. La programmazione negoziata come attività amministrativa di tipo consensuale nasce per lo sviluppo economico-industriale dei territori. E sta di fatto che sono stati utilizzati anche per i contratti di paesaggio. In altri atti istitutivi si invoca, giustamente a mio modo di vedere, direttamente la Convenzione Europea del Paesaggio. Quell'articolo 5 della Convenzione che sancisce il principio di partecipazione in senso forte, con l'accezione forte che abbiamo visto prima. Un altro riferimento normativo che giustifica, ripeto, i contratti di paesaggio lo possiamo trovare nel piano paesaggistico e quindi nella normativa di riferimento sul piano paesaggistico, su cui ritornerò, quindi il codice dei beni culturali, nella parte in cui si parla di progetti, cioè nella parte progettuale che può caratterizzare il piano paesaggistico. La parte progettuale che è una parte eventuale dei piani paesaggistici. Alcune regioni stanno facendo così, nella parte progettuale inseriscono i contratti di paesaggio. Un altro riferimento, questa volta proprio una disposizione legislativa di livello statale, la troviamo nel testo unico dell'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, detto anche codice dell'ambiente. L'articolo 68 bis, introdotto nel 2015, dedicato ai contratti di fiume. I fiumi sono beni paesaggistici, come sapete, no? Sono sottoposti a vincolo paesaggistico. Ebbene, sul modello dei contratti di fiume possiamo guardare i contratti di paesaggio. Ho riportato l'articolo 68 bis, è molto breve, soltanto per capire meglio, perché la norma è chiarissima nella definizione del contratto di fiume. Si tratta di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Quindi uno strumento volontario, certamente non obbligatorio, di programmazione strategica e negoziata. Esistono dei contratti di fiume e di paesaggio insieme, ma lì si tratta di contesti fluviali. Laddove non ci sono i fiumi dovremmo avere i contratti di paesaggio e basta. E questo è un punto su cui la dottrina sta battendo, cioè mentre il codice dell'ambiente nel 2015 è stato modificato con l'inserimento di una norma specificamente dedicata ai contratti di fiume, perché non fare, no, un'analoga, una corrispondente operazione nel codice del paesaggio? No? Dedicare una
disposizione ai contratti di paesaggio. Una disposizione che, ripeto, è importante per legittimare, ma anche per promuovere queste esperienze. Appunto, qui abbiamo un elenco di contratti di paesaggio presenti in Italia, sono pochissimi, a differenza dei contratti di fiume che oggi sono più di 100, e non è un caso che dopo l'entrata in vigore dell'articolo 68 bis i contratti di fiume sono cresciuti numericamente. Segnalo la presenza di contratti di paesaggio soprattutto nella regione Umbria, dove abbiamo alcuni riferimenti normativi. Cioè, i contratti di paesaggio sono citati nella legge regionale numero 13 del 2019 dedicata al procedimento di pianificazione paesaggistica. I contratti di paesaggio sono inseriti nel piano paesaggistico non ancora approvato della regione Umbria. E solo per capire un po' meglio appunto di cosa stiamo parlando, alcune slide sono dedicate ai contratti di paesaggio. Questa riguarda il comune di Foligno e di Trevi. Appunto, chi partecipa a questi contratti di paesaggio? C'è la regione, ci sono alcuni comuni, ci sono le comunanze agrarie, su cui ritornerò, c'è la parrocchia. Cosa fanno? Enti, quindi vedete, enti locali, ma anche la regione, che si mettono insieme e definiscono un programma di azioni, interventi, obiettivi ben precisi: ricostituzione di un gregge, creazione del parco per l'arte, valorizzazione dell'ospitalità diffusa, realizzazione di precisi interventi infrastrutturali, promozione delle attività escursionistiche. Non solo, vengono definite insieme le risorse, chi partecipa, come partecipa, le responsabilità e i tempi di attuazione, il tempo che le parti si danno per raggiungere quegli obiettivi. Contratto di paesaggio del Trasimeno. Qui è interessante vedere il novero delle parti, appunto dei soggetti che partecipano, ancora una volta la regione, i comuni, ma poi vedete una serie di ulteriori soggetti, l'ARPA, il GAL, alcune confederazioni, quindi organizzazioni rappresentative di lavoratori, ma anche, pensate, all'Associazione dei Consumatori, associazioni ambientaliste, il FAI, Legambiente, Italia Nostra, e c'è anche la Curia Vescovile. Ecco, in questa carrellata, ahimè veloce, sollecitazioni provengono anche dal diritto sovranazionale. Cito i GAL, che si rifanno ai fondi strutturali europei e che mi sembrano interessanti, quindi gruppi di azione locale, mi sembrano interessanti nella loro strutturazione, perché sono elementi fondanti richiesti dai regolamenti comunitari: il partenariato pubblico-privato obbligatorio. Questo partenariato deve essere equilibrato, non ci può essere una parte che rappresenti più del 49% dei soggetti che ne fanno parte, e poi una particolare enfasi alla partecipazione attiva della comunità. Cito anche i siti UNESCO, nel territorio della Regione Veneto abbiamo l'esperienza importantissima delle colline del Prosecco, che sono un sito UNESCO. Abbiamo anche le Langhe Monferrato nel 2014, perché si tratta di paesaggi culturali, di paesaggi rurali e agrari che sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità, dove viene evidenziato e valorizzato il rapporto tra uomo e natura, incentrato sulla cultura del vino. Leggo proprio un passaggio della motivazione che implica profonda conoscenza del territorio e capacità di adattamento alle condizioni ambientali, e crea prodotti, luoghi di produzione, insediamenti che evidenziano un paesaggio vivente. Quindi il paesaggio agrario
che è veramente una delle manifestazioni più eloquenti del paesaggio. Ritorno un attimo alla definizione di paesaggio. Se il paesaggio è il frutto dell'interazione tra uomo e natura e la risultante a valore identitario, beh, questo è evidentissimo nel paesaggio agrario, no? E in certe zone qualificate poi come appunto, no, siti UNESCO. Il paesaggio insomma si trasforma, è qualcosa che, no, cambia per mano dell'uomo, dell'agricoltore, che un po' deve accettare la morfologia dei territori, ma è un po' anche modella il territorio che ha a disposizione, la risultante ha valore identitario. Ecco, il paesaggio agrario, come ripeto, manifestazione eloquente del paesaggio, dico subito, non è citato nel codice del paesaggio. C'è solo un riferimento, ma molto fugace, molto veloce, quando si parla di pianificazione. E tutte queste esperienze che stiamo vedendo ben si prestano a, no, una gestione virtuosa proprio del paesaggio agrario. Altre esperienze. Brevemente, gli alberi monumentali, no? Anche questi sono paesaggio, sono beni paesaggistici. Ce lo dice il legislatore statale oggi. Va detto che il codice dei beni culturali, modificato nel 2008 da un decreto correttivo, ha inserito la categoria degli alberi monumentali tra i beni paesaggistici, l'ex bellezze naturali, che per essere vincolati richiedono di un apposito poi procedimento e provvedimento amministrativo. Ancora una volta l'approccio del legislatore statale, che c'è, in questo caso va detto, è di tipo vincolistico, no? È di tutela, come è giusto che sia. La legge 10 del 2013, la legge dedicata allo sviluppo degli spazi verdi urbani, poi individua i criteri per identificare gli alberi monumentali, l'età, le dimensioni, il pregio, ma io cito sempre anche il riferimento a eventi o memorie del passato, quindi la componente antropologica che sta dietro agli alberi monumentali, no? E che può essere elemento utile per qualificare un albero come monumentale. Non solo, la legge 10 del 2013 ha dato l'input per, no, come sapete, l'istituzione dell'elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia, secondo un percorso che ha visto in prima persona il Corpo Forestale dello Stato, ma che ha coinvolto tutti i soggetti, direi anche i soggetti privati, certamente le regioni e gli enti locali. Ma se parliamo di alberi monumentali come componente paesaggistica tipica dei territori, prima dello Stato ci sono state le regioni. La Valle d'Aosta sin dal 1990, ma a seguire altre regioni, hanno dedicato delle leggi ad hoc per la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali. Una tutela, come dire, aggiuntiva rispetto a quella tradizionale, perché in queste leggi vengono introdotti divieti di edificabilità o divieti di modifica della destinazione d'uso delle aree in cui si trovano gli alberi monumentali, ma soprattutto norme di valorizzazione e quindi promozione della fruizione, erogazione di contributi per la cura ordinaria e straordinaria di questi alberi, erogazione di contributi per progetti di valorizzazione turistica soprattutto. I boschi, anche qui potremmo dire parecchio sui boschi, sulla multifunzionalità che per il non giurista è un dato scontato, ma per il giurista è una conquista recente. Il testo unico forestale no, parte dalla multifunzionalità dei boschi, perché il mondo del diritto ha guardato al bosco come realtà produttiva, come bene produttivo e basta, da disciplinare attraverso il codice civile. Poi il diritto si è accorto che il bosco è anche un polmone verde, quindi un bene ambientale,
E poi si è accorto, lo diceva Susmel negli anni già 60, la terza dimensione dei boschi, no? Che c'è anche una dimensione culturale, sociale dei boschi da valorizzare. Appunto, cito ma velocemente l'esperienza dei boschi didattici, perché è un'esperienza che ha trovato una disciplina organica nella Regione Puglia nel 2012. Mi fa piacere che poi quella legge è stata un modello anche per la Regione Veneto, che ha approvato una legge. Sono le uniche regioni che hanno delle leggi dedicate ai boschi didattici, che mi sembrano delle esperienze interessanti, nell'ottica della valorizzazione di questo che è una componente del paesaggio, anche in quella veste, come dire, economica, perché ci deve essere un soggetto gestore del bosco didattico, soggetto che può essere anche un soggetto privato, perché devono esserci degli operatori del bosco didattico che hanno fatto determinati studi, sono richiesti determinate lauree per gli operatori, per fare l'operatore del bosco didattico, e soprattutto c'è un'attenzione poi alla fruizione sociale, ricreativa, culturale. I boschi sono miniere di storie e leggende, no? E quindi di fruizione delle collettività. Cito brevemente, guardando al profilo soggettivo, al profilo organizzativo, al profilo dei soggetti di gestione, due esperienze particolari. Gli usi civici, detti anche domini collettivi, le terre gravate da usi civici, molto presenti in realtà o in regioni come il Veneto, di meno dalle mie parti, diciamo così, no? Un istituto storico che il legislatore statale negli ultimi anni, penso alla legge 168 del 2017, ha voluto un po' recuperare e anche valorizzare, riconoscendo quello che c'è dietro alle terre gravate da usi civici. Insomma, l'uso civico non è solo un limite che si traduce in termini giuridici in vincoli e limitazioni d'uso, certamente, ma l'uso civico, e qui leggo il primo articolo della legge, è un elemento fondamentale per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente del sistema ambientale, base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali. Un nuovo modo di vedere gli usi civici. Se pensate che la legge del 27, ma anche le leggi regionali, hanno guardato sempre agli usi civici come qualcosa di promiscuo e da sistemare, anche laddove necessario con la liquidazione degli usi civici, no? C'è un'apposita procedura di liquidazione prevista dal legislatore statale e anche dalle leggi regionali, o quantomeno nella definizione di tutte quelle vicende modificative. Pensate alle alienazioni, pensate alle trasformazioni delle terre gravate da usi civici, spesso con l'obbligo di autorizzazione in sanatoria, perché quei terreni gravati da usi civici che avevano fonti storiche ormai sconosciute, modificate nel corso del tempo, poi ci si accorge che c'era un uso civico e quindi bisogna correre all'autorizzazione in sanatoria, se non addirittura alla sclassificazione delle terre gravate da uso civico. Le regioni e il legislatore statale hanno guardato soprattutto da questo punto di vista gli usi civici. In realtà la legge Galasso, come sapete, nel 1985 ha guardato agli usi civici da un punto di vista paesaggistico. Le terre gravate da uso civico sono beni vincolati, ex legge.
Perché? Perché quell'uso tradizionale, agricolo, selvicolturale, pastorale di certi territori è garanzia di tutela del paesaggio. Ha creato paesaggio ed è bene conservarlo per garantire la conservazione del paesaggio. Ancora una volta la legge Galasso interviene in chiave di tutela vincolistica. Questa legge più recente recupera tutto questo, ci dice che dietro all'uso civico c'è anche garanzia di tutela paesaggistica, ambientale, culturale, identitaria delle collettività. È una legge che valorizza gli enti esponenziali, no? Quei soggetti che storicamente hanno garantito la gestione in forma collettiva delle terre gravate da usi civici, delle terre collettive, no? E soprattutto nelle aree montane ce ne sono tante, riconoscendo personalità giuridica di diritto privato, autonomia statutaria, capacità di autonormazione, preferendole ai comuni. Cioè, laddove ci sono terre gravate da usi civici ed esistono enti organizzati esponenziali, beh, nella gestione bisogna partire da questi soggetti. Laddove mancano interviene il comune come soggetto no, esponenziale e quindi gestore. Peraltro questa legge ci dice che gli enti esponenziali devono essere coinvolti nell'esercizio delle competenze comunali per quanto riguarda l'urbanistica, la gestione forestale, le politiche culturali, le politiche di sviluppo locale. Non solo, questa legge rinvia alla legislazione regionale per quanto riguarda la promozione, la valorizzazione. Mi limito a citare quanto la Regione Toscana, ancora prima di questa legge statale, ha fatto con un'apposita legge del 2014 dedicata al riordino degli usi civici. C'è anche la componente della valorizzazione con la previsione della redazione di un apposito piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico che peraltro deve coordinarsi con il piano paesaggistico. Da un punto di vista soggettivo, un'altra esperienza che mi sembra interessante, ma ancora molto embrionale, riguarda le cosiddette associazioni fondiarie, presenti ancora una volta in altri ordinamenti, soprattutto in Francia. Si tratta di uno strumento di reazione a fenomeni di abbandono delle attività agricole, di spopolamento dei territori, soprattutto montani, connessi alla progressiva parcellizzazione e multiproprietà fondiarie. Abbandono dei terreni che comporta anche terreni tradizionalmente coltivati, che comporta anche perdita di paesaggio. L'associazione fondiaria nasce come un soggetto di diritto privato. Più proprietari si mettono insieme con evidenti economie di scala nella conduzione agricola del terreno, sia di colui che conduce effettivamente il terreno o i terreni, ma anche chi semplicemente è proprietario ma non conduttore del terreno, quantomeno si vedrà, come dire, ben manutenuto il proprio terreno. E rispetto a questo fenomeno che è di diritto privato, no? Perché si tratta di più proprietari che decidono di associarsi e gestire insieme le proprietà fondiarie, altrimenti abbandonate, ci può essere l'attenzione del soggetto pubblico, del legislatore. Per esempio, cito la Regione Piemonte che ha dedicato un'apposita legge, la numero 21 del 2016, disposizioni per favorire la costituzione di associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. Qual è la ratio di questa legge? Certamente no, un'attenzione a questi soggetti, quindi al fenomeno privato, no? Favorire la costituzione di associazioni fondiarie perché ci sono dei vantaggi per i privati, certamente, ma la ratio primaria è
la presenza e il riconoscimento di interessi pubblici. Dietro all'azione delle associazioni fondiarie ci sarà la tutela ambientale e paesaggistica, la prevenzione di rischi idrogeologici e di incendio, la prevenzione e lotta di parassiti, la promozione dell'imprenditoria agricola. Questa legge interviene, no? Si tratta di classiche leggi promozionali, con la previsione di finanziamenti regionali, l'istituzione di un apposito albo, la assegnazione di terreni abbandonati o incolti a favore di queste associazioni, e si prevede anche la compartecipazione di queste associazioni nell'esercizio di funzioni amministrative di comuni e unioni di comuni. Classica applicazione del paradigma della sussidiarietà orizzontale che caratterizza tutte queste esperienze. Cioè tutte queste esperienze che sono, no, espressive di partenariato pubblico-privato e che guardano anzitutto agli enti locali e ai soggetti privati, alle collettività che abitano i territori, sono espressione dell'articolo 118 della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, e che quindi il legislatore facilmente potrebbe, come dire, introdurre nell'ordinamento con apposite discipline, sarebbe legittimato, ripeto, da una norma costituzionale dedicata alla sussidiarietà. Appunto, tante esperienze disordinate, molteplici, che hanno genesi diversa e che forse dovrebbero essere messe in ordine, no? A sistema. E forse la pianificazione può essere utile in questo processo, no? Se la pianificazione è quel metodo che dal punto di vista dei giuristi acquisisce e pondera interessi, no? È il classico metodo di acquisizione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti sul territorio, pubblici e privati. Beh, forse i piani potrebbero essere utili da questo punto di vista, nel recepimento, nella legittimazione, nella promozione di esperienze da questo punto di vista. Quali piani? Due riferimenti, al piano comunale e poi mi soffermerò di più sul piano paesaggistico. Il piano comunale perché? E qui mi ricollego un po' anche a quello che dice la giurisprudenza, attenzione, perché poi il diritto amministrativo del paesaggio è vero che è un diritto fatto dal legislatore, ma che si nutre spesso poi delle sentenze dei giudici amministrativi. Emblematica è la vicenda della zona agricola. La zona agricola che nasce, no, è introdotta dal legislatore con la legge Ponte come una delle zone tipiche del PRG, che aveva una precisa finalità: valorizzare la destinazione agricola dei terreni, in un momento, gli anni 60, in cui avanzava il settore secondario e terziario. L'agricoltura era in affanno, no? E quindi il legislatore aveva pensato di dedicare una parte del territorio comunale agli usi agricoli, appunto alla zona agricola. In realtà la storia poi ci dirà qualcosa di diverso, ci parlerà di una plurivalenza della zona agricola. La zona agricola sarà utilizzata per altre finalità dai comuni con i loro piani regolatori. Diventerà una zona residuale, una zona di risulta, una zona che in quanto non edificabile, perché bisognava realizzare, no, attività agricola, in realtà in quanto zona libera sarà lasciata così per future urbanizzazioni o per metterci tutto quello che non si poteva mettere nelle altre zone. Centrali idroelettriche, depositi di esplosivi, canili,
e tante altre edifici o comunque impianti che non si potevano realizzare nelle altre zone e che saranno impiantati nella zona agricola. In realtà la storia prosegue e a questo vorrei arrivare. Oggi la zona agricola è utilizzata dai comuni in chiave ambientale. La zona agricola è zona funzionale alla tutela della natura, alla tutela del paesaggio, alla tutela del territorio. Si parla di cinture naturali, di polmoni nell'insediamento urbano, di corridoi verdi, di aree di compensazione ambientale. Quindi quelle zone agricole vengono individuate per una finalità ambientale e paesaggistica. E poi la storia continua. Oggi c'è un ritorno alla destinazione agricola, ma in una chiave moderna, in chiave sociale. Penso agli orti urbani. Dove stanno? Nelle zone agricole. Una nuova vita per le zone agricole, quindi la polisemia delle zone agricole. E attenzione, questa prassi o questo, diciamo così, atteggiamento dei comuni che danno diversi significati alla zona agricola, tutto sommato è stato legittimato dai giudici amministrativi. Soprattutto la lettura moderna della zona agricola quale zona ambientale e paesaggistica, anche per finalità ricreative, è stata legittimata dal giudice amministrativo. C'è diverso contenzioso. Pensate ai soggetti proprietari di aree che sono stati qualificati come zone agricole per questa finalità, la finalità ambientale. Subito hanno impugnato quelle disposizioni del PRG dinanzi al giudice amministrativo, perché appunto la finalità è diversa rispetto alla categoria zona agricola. È un classico esempio di eccesso di potere, direbbero gli avvocati amministrativisti. I giudici hanno riconosciuto la legittimità dell'azione amministrativa dei comuni. Perché? La ratio è la stessa che troviamo nel secondo riferimento, perché il PRG può essere utile per introdurre disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali. Famosa è l'esperienza della legge veneta sul governo del territorio, che è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale con la sentenza 232, la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 232 del 2005. Il PAT, scusate, qui PAT, può individuare misure, interventi, destinazioni, limitazioni, quindi disposizioni d'uso per complessi monumentali, edifici monumentali, ville venete. Il governo cosa ha fatto? Ha impugnato questa disposizione ritenendola illegittima, perché qui si tratterebbe di beni culturali. La Corte Costituzionale ha salvato, come sapete, la legge veneta sul governo del territorio. Perché? Perché questa norma non pretende di introdurre nuove categorie di beni culturali. Non nascono nuovi criteri di identificazione di beni culturali. Semplicemente la Regione, attraverso il suo strumentario, quindi il governo del territorio, può occuparsi con una tutela aggiuntiva, appunto, più rigorosa rispetto a quella base, anche di beni che sono tipici della storia o della morfologia dei propri territori. Beni già vincolati, quindi una tutela rafforzata, o beni non vincolati perché non assurgono al rango di beni culturali, ma che sono importanti per quella collettività. I cosiddetti beni culturali minori o diffusi. Ecco, il PRG può essere un contesto utile, perché, e ripeto, la motivazione è la stessa per giustificare l'uso della zona agricola per finalità ambientali. Il ragionamento della Corte Costituzionale da un lato, dei giudici amministrativi dall'altro, è semplicissimo.
invocare l'articolo 9 della Costituzione, che spesso dimentichiamo. Ricordarci che i beni culturali, i beni paesaggistici, i beni ambientali, quindi la cultura, il paesaggio, l'ambiente, sono valori trasversali dell'ordinamento. L'articolo 9 parla di Repubblica, non a caso. Non c'è scritto lo Stato. Questi valori devono essere perseguiti da tutti i soggetti della Repubblica, ciascuno con i propri poteri, con le proprie competenze. Ecco perché quindi anche il diritto urbanistico, i piani del diritto urbanistico possono essere utili a finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio. Sto per concludere, l'ultimo punto riguarda appunto la pianificazione paesaggistica, perché dal mio punto di vista tutti quei frammenti, no, che abbiamo visto, che sono presenti nell'ordinamento, forse possono essere messi in ordine grazie al piano paesaggistico. Mi sembra che il piano paesaggistico possa essere un buon contesto, un buon contenitore, un buon anche propulsore di esperienze, secondo l'approccio, no, di cui ho parlato oggi, che spero sia chiaro. Quindi torniamo al punto di partenza, al codice dei beni culturali, al modello di piano paesaggistico sancito dal codice. Un modello nuovo rispetto ai piani paesaggistici precedenti, no? Il modello originario del 39, ma anche quello della legge Galasso dell'85. Un modello complesso, certamente complesso. Da un punto di vista procedimentale, sapete, è necessaria l'intesa Stato-Regioni e questo è uno dei punti che, come dire, rende difficile l'iter di approvazione del piano paesaggistico moderno. Sono passati quasi 20 anni, dovremmo dire, no? 17 anni. Poche regioni hanno tagliato il traguardo dell'approvazione del piano paesaggistico. Serve l'intesa Stato-Regione, perché il piano paesaggistico è un atto complesso, come sapete servono 2 momenti deliberativi, l'adozione e l'approvazione, perché il piano paesaggistico è stato caricato di nuovi contenuti. I vincoli del terzo tipo, no? I cosiddetti vincoli del terzo tipo, gli ulteriori contesti, possono essere individuati dalla Regione attraverso il piano paesaggistico. Poi c'è la parte progettuale. No? Il piano paesaggistico non è fatto soltanto di norme cogenti, oltre che tutta la parte descrittiva, le invarianti, no? C'è la parte prescrittiva, ma c'è anche una parte progettuale. Anche questa è una parte eventuale, il codice non la impone. Non solo, al piano paesaggistico spetta individuare eventualmente quei casi di esonero dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica. Quindi insomma un contenuto pesante, oltre a tutto il contenuto che già derivava, no, dai modelli precedenti. Non solo, il piano paesaggistico è disegnato dal codice, a mio modo di vedere questa è una nota davvero positiva, di coraggio del legislatore, che qualcuno ha criticato, perché il legislatore ha preso posizione su un'altra grande questione, la giungla dei piani. Il sistema di pianificazione territoriale che è complicatissimo, perché in Italia abbiamo tanti piani e l'oggetto è sempre lo stesso, il territorio. Come sapete c'è una norma che è l'articolo 145 del codice che sancisce la primazia del piano paesaggistico. Attenzione, non solo rispetto ai piani di diritto urbanistico, agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali. Lì ci arrivavamo anche prima, diciamo così, grazie ad una lettura costituzionale. L'urbanistica, diciamo così, è riconducibile agli articoli 40 e seguenti della Costituzione, il paesaggio sta nell'articolo 9
in una sorta di bilanciamento dei valori costituzionali c'è prima l'articolo 9. Quindi già sapevamo della prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai piani urbanistico e territoriali. Ma l'articolo 45 si spinge oltre, sancisce una prevalenza del piano paesaggistico anche rispetto agli altri piani speciali. Penso al piano dei parchi, ad esempio. Altra grandissima questione. Quale prevale? Quale disposizione prevale? Se c'è un contrasto di norme. Non potevamo uscirne con la lettura e quindi con il bilanciamento costituzionale, perché il piano del parco, richiamando la Costituzione, si rifà all'ambiente e l'ambiente è riconducibile all'articolo 9. Parentesi che apro e chiudo velocemente. Come sapete c'è un disegno di legge che vuole modificare l'articolo 9 della Costituzione perché si lamenta il mancato riferimento all'ambiente. È vero, ma l'ambiente sta già scritto nell'articolo 9 della Costituzione. C'è tutta la Corte Costituzionale che ormai da 40 anni ce lo dice. Quindi c'era il problema dei rapporti tra piano paesaggistico e piano del parco. Quale prevale? Il legislatore statale deve prendere posizione. Lo ha fatto con l'articolo 145. Quindi c'è una, ripeto, prevalenza del piano paesaggistico. Cito due esperienze e concludo, il piano paesaggistico del Friuli e quello della Puglia, che guardo nell'ottica, ripeto, che ho cercato di delineare in questo intervento. Mi sembra interessante lo sforzo del pianificatore in sede di pianificazione paesaggistica di considerare le diverse esperienze già nate o che possono nascere nell'ottica della tutela e valorizzazione del paesaggio. Per esempio, i siti UNESCO sono qualificati automaticamente ulteriori contesti. Quindi laddove non c'è un vincolo paesaggistico, sono ulteriori contesti. Non solo, i paesaggi rurali storici, anche qui apro una parentesi, come sapete, no? Esiste un registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito con decreto ministeriale del 2012. Ecco, collegamento. I paesaggi rurali storici sono indicati nel piano paesaggistico come morfotipi. Rilevano come morfotipi che quindi condizionano in qualche modo la pianificazione urbanistica e i morfotipi sono anche, come dire, il contesto privilegiato per i progetti, per la parte progettuale. Non solo, quando si parla di strumenti di gestione c'è l'attenzione a strumenti di natura consensuale, gli accordi, la programmazione negoziata o proprio l'accordo secondo la legge sui procedimenti amministrativi. Sono citati i contratti di fiume. Attenzione ai progetti integrati di paesaggio, ai progetti sul paesaggio e le misure incentivanti. Chiudo col piano paesaggistico pugliese. Ahimè gioco in casa e di questo me ne scuso, ma come sapete il piano paesaggistico pugliese è stato il primo piano paesaggistico di nuova generazione ad essere approvato. E anche qui, a parte gli ulteriori contesti, mi soffermerei su, ancora una volta, gli strumenti di gestione e di governance, che sono parte integrante delle norme tecniche di attuazione. Quindi non solo i vincoli e le prescrizioni, ma la gestione e la governance del paesaggio passa attraverso le conferenze d'area, le mappe di comunità, gli ecomusei, il contratto di fiume, ne abbiamo solo uno essendo la nostra regione povera di fiumi, ma c'è il contratto di fiume, del fiume Ofanto, e poi i progetti integrati di paesaggio. Appunto, progetti integrati di paesaggio, qui li ho citati, li ho ripresi,
la rete ecologica regionale, il patto città-campagna, il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce, la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri, i sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici. Per quest'ultima componente penso alla creazione di sistemi monotematici a finalità turistica, come il sistema delle ville, il sistema delle masserie, il sistema degli uliveti monumentali. Ho ripreso il patto città-campagna, forse perché è quello più noto, che si declina a sua volta in diversi strumenti progettuali. Ad esempio campagna del ristretto, la ricostituzione degli antichi ristretti, no? Quelle fasce periurbane che un tempo valevano come dire, il deposito di derrate agricole per la città, no? E quindi un recupero anche dell'agricoltura periurbana. Penso ai parchi costieri, che ritroviamo anche nel progetto relativo alla valorizzazione integrata dei paesaggi costieri. Qui c'è il risvolto turistico, ma attenzione, c'è un modo di vedere alle coste, sì in chiave turistica, ma con una prospettiva e con un percorso diverso, che non è quello della cementificazione, ma è quello della creazione di parchi naturali o anche di parchi agricoli, quindi un recupero di anche paesaggi storici. Da noi ci sono i paesaggi delle bonifiche di inizio Novecento o anche del Ventennio, da recuperare come paesaggi storici in una chiave, ripeto, protettiva, produttiva, perché ci sono anche le campagne lungo le coste, in una chiave di valorizzazione turistica del territorio. Quindi io ho chiuso, ripeto, l'idea era quella di così evidenziare in maniera veloce, con un excursus rapidissimo, come nel paesaggio, nella tutela e valorizzazione del paesaggio, ci possa essere un approccio diverso rispetto a quello tradizionale. Un approccio, ripeto, che non pretende di superare quello tradizionale, la tutela che passa attraverso i vincoli, i divieti, gli obblighi, le sanzioni penali ci deve essere, ma che guarda, ripeto, agli spazi aperti, gli spazi liberi, spazi liberi che vedono la possibilità di coinvolgere gli enti locali e le collettività locali. E secondo me i paradigmi sono due, e chiudo davvero: la Convenzione europea del paesaggio e la sussidiarietà, il principio di sussidiarietà che oggi trova copertura anche nella Costituzione. Grazie. Ovviamente se ci sono domande, siamo così a disposizione. Grazie professor Brocca. Penso che il binomio tutela, sviluppo, valorizzazione, che in qualche modo all'inizio di questa presentazione avevamo in mente molto sbilanciato dalla parte della tutela, abbia un miglioramento, diciamo, di peso dopo questa esposizione. Il quadro che ci ha delineato è un quadro in cui in realtà ci sono già tutta una serie di opportunità che vanno forse conosciute meglio anche da parte di chi opera sul territorio per lavorare meglio appunto anche sul tema della valorizzazione, in questo caso valorizzazione turistica. Ci sono delle domande da parte dei corsisti. In particolar modo un corsista dice: chiedo a questo punto perché non si pensa ad un testo unico nazionale sulle normative a tutela del paesaggio che faccia sintesi delle leggi, dei valori giuridici, delle tutele silvestri, inserendo a corredo anche le norme regionali quali esempio proposte per altri territori. Ritengo che in Italia vi siano troppe norme, spesso sovrapposte, evidenziando contraddizioni non solo su questa materia, ma pensiamo all'urbanistica e all'edilizia. Un altro... No. Sì, prego.
Io sottoscrivo tutte queste parole di chi è intervenuto. È uno dei grandi problemi del nostro ordinamento. Lo dicevo all'inizio, ricco di storia del diritto del paesaggio, ma che non riesce ad emanciparsi dal suo passato. Cioè l'impostazione del legislatore statale, se c'è qualche ministeriale adesso si arrabbia, è molto, come dire, centralistica, molto ministeriale, cioè il ministero guarda al paesaggio ancora in una chiave di tutela soprattutto. Non voglio dire il bene museale, no, da tutelare appunto come se fosse, no, oggetto di un museo, non è questo, però un'attenzione notevole, forse eccessiva alla tutela, perché è vero, veniamo da anni in cui il paesaggio non è stato tutelato, questo ce lo dobbiamo dire, no? Però c'è anche questo, quindi c'è un'attenzione alla tutela, ma c'è anche una gelosia delle prerogative, delle competenze. Qui ritorniamo a una questione prettamente giuridica, ritorniamo alla Costituzione, ritorniamo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Perché la tutela è una materia che spetta allo Stato, la valorizzazione è una materia che spetta alle Regioni. È una differenza veramente artificiale e artificiosa che non ha senso. No? E chi pratica, no, queste materie si rende conto che non si può individuare una linea di confine tra tutela e valorizzazione, e che però è fondamentale, ahimè, nell'ordinamento, perché in un caso legifera lo Stato, nell'altro la regione però deve rispettare i principi dello Stato. Quindi c'è questo limite di ingegneria, diciamo così, costituzionale, questo va detto. C'è un'impostazione del legislatore statale ancora ferma da un certo punto di vista, ripeto, alla tutela e a un approccio centralistico. Se si apre ad esperienze altre, bisogna valorizzare i territori da questo punto di vista e, ripeto, c'è anche questa remora. C'è, dico anche questo, un legislatore comunque disattento. No, perché bisogna prestare attenzione alla materia del paesaggio. Mi riferisco proprio al Parlamento, non tanto a questo punto al Ministero. Cioè il Parlamento che deve metterci mano, ma lo deve fare in maniera consapevole. Appunto, il contratto di paesaggio che ormai esiste, ma se ci fosse una norma statale che, ripeto, legittima, disciplina, promuove, fa conoscere, no? Sarebbe molto utile. Spesso il legislatore statale si ispira a quello regionale e quindi la passa al legislatore regionale, no? Le regioni hanno opportunità importanti, però noi vediamo delle disparità, no? Alcune regioni più attente, altre meno attente. Ecco perché servirebbe sempre la mano del legislatore statale. Perché se in una regione non c'è una legge regionale sull'ecomuseo, diventa un po' difficile istituirlo o sul contratto di paesaggio. Non so se è chiaro. Se ci fosse una disposizione statale, allora andremmo, no? Quindi manca, secondo me non è ancora adeguata la cultura del paesaggio nel legislatore, diciamo così. Questo è un problema culturale prima che giuridico, ahimè, insomma. Non so se ho risposto. Efficacemente. C'è un'altra domanda che dice: la primazia dei piani paesaggistici vale anche per i parchi nazionali? Sì, assolutamente sì. Perché la legge, il codice dei beni culturali, riferendosi, essendo una legge statale e riferendosi al piano paesaggistico, che pure è regionale, ma come sapete è approvato anche dallo Stato, prevale su tutti i piani degli enti parco, statali e regionali. Okay. A parte nella chat alcuni ringraziamenti per la chiarezza espositiva e tutto il resto, ci sono altre domande da parte dei corsisti? Mi sembra di no. E quindi ringraziamo il professor Brocca, effettivamente condividiamo la chiarezza, il diritto sulla chiarezza, perché molti concetti, appunto, se non sono spiegati adeguatamente non camminano senza avere queste gambe, insomma.
E a questo punto io mi fermerei per un quarto d'ora prima di dare la parola appunto ai relatori della seconda parte. Quindi ora sono, che ora? È 22, fra un quarto d'ora ci ritroviamo. Grazie. Grazie ancora professoressa e grazie a tutti i corsisti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, professore. Grazie. Bene, allora riprendiamo questa seconda parte della giornata seminariale con il dottor Stefan Marchioro della Direzione Turismo, Progetti Territoriali e Governance del Turismo della Regione Veneto. Il dottor Marchioro è una figura particolarmente importante per noi in questa giornata perché ci porta a considerare quello che la Regione Veneto sta facendo a livello appunto di settore turismo in una visione appunto di piano strategico del turismo e di piano turistico annuale. In particolar modo recentemente il dottor Marchioro appunto ha lavorato all'Osservatorio del Turismo Regionale Federato e quindi diciamo che è la persona che può metterci al corrente meglio di molti altri su quello appunto che sta succedendo e quelle che sono le opportunità in cui possiamo inserirci. In realtà il dottor Marchioro si occupa di turismo già dal 1990 perché ha ricoperto diversi ruoli appunto a livello regionale e a livello di aziende di promozione turistica di Padova, insegna anche presso l'Università di Padova come professore a contratto di economia applicata del turismo e quindi, ripeto, è persona molto competente per affrontare questo tema. Allora con lui appunto partiremo dalla scala regionale per capire come questa pianificazione strategica del turismo in qualche modo tenga conto appunto del turismo rurale in particolar modo e poi passeremo alla scala comunale. Prego, dottor Marchioro. Grazie molto Matilda, buongiorno a tutti. Sicuramente il mio intervento infatti di taglio diverso rispetto a quello precedente che ho apprezzato molto però perché ha dato molti spunti non solo di riferimento normativo ma anche appunto di casi concreti. Quello che io cercherò di fare, l'ha pronunciato adesso Matilda Reo, è quello di inquadrare un po' qual è il fenomeno turistico oggi, quali sono le sue dimensioni, anche in ottica post-Covid, e quali sono le linee guida che stanno informando la progettazione strategica del turismo in Veneto, cercando di intercettare anche alcuni dei temi affrontati, compreso diciamo, la questione dell'area delle colline del Prosecco, paesaggio UNESCO, su cui cercherò di fare un focus specifico. Bene, se possibile vado a condividere la mia presentazione. Ecco, ditemi se la vedete. Adesso. Vedete la presentazione? Sì? Ancora no. Allora c'è qualche problema, vedo che... Sta arrivando. Ok, c'è qualche problema di risorsa del mio PC in questo momento, vedo, infatti. Eccola, la vediamo. Cerco di metterla in presentazione, vediamo se ci riusciamo. Ok, dovremmo esserci, giusto? Perfetto, ottimo, grazie mille. Bene. Ecco, apriamo appunto con il paesaggio delle colline del Prosecco in queste immagini molto suggestive che apparivano anche nella vostra locandina. E diciamo, ripartiamo da quella che è un po' l'evoluzione dei flussi turistici a livello mondiale a partire dalla metà degli anni '80 fino al 2019. Sembrava che il fenomeno turistico
fosse destinato a crescere ineluttabilmente anche in termini esponenziali. E se vedete da questa slide possiamo riscontrare come ci siano state alcune battute d'arresto in occasione di fenomeni come dire, geopolitici o di fenomeni naturalistici. Pensiamo alla prima guerra del Golfo o all'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre o la prima epidemia della SARS o lo tsunami in Pacifico, e però quasi sempre si è trattato di crisi geolocalizzate, quindi in realtà le battute d'arresto erano abbastanza contenute e per lo più portavano lo spostamento dei flussi da una porzione all'altra del pianeta, cioè dalle porzioni interessate da questi fenomeni a, diciamo, altre destinazioni, altre località. Una vera battuta d'arresto, una vera recessione in ambito turistico a livello internazionale si è conosciuta solo in conseguenza del crack, del fallimento Lehman Brothers, le cui, diciamo, conseguenze si sono risentite anche poi a lungo in Europa e anche in Italia. Poi c'è stato tutto il tema, come dire, degli attentati di matrice ISIS nel Mediterraneo o nelle grandi capitali europee, ma sembrava, come dire, che la libertà di viaggiare conquistata con l'abbattimento delle barriere geopolitiche, con la riduzione dei costi di trasporto, con l'avvento del web prima, della sharing economy poi, diciamo, fosse destinata a crescere ineluttabilmente, tant'è che le previsioni proiettavano sul 2030 diciamo, quasi 2 miliardi di arrivi internazionali rispetto al 1,5 miliardi con cui avevamo lasciato il 2019. Poi, diciamo, la battuta d'arresto derivante dal diffondersi dell'economia pandemica da coronavirus che ha portato allo stop di tutte le attività economiche e anche di quelle turistiche. Qui vediamo il dato di decrescita dal febbraio-marzo del 2020 in poi, e poi la leggera ripartenza nel 2021, ma diciamo a livello mondiale il calo che si era registrato era in media del 70-80%, 85% rispetto ai stessi mesi del 2019 fino a maggio, e poi diciamo in Europa un po' meno, ma non molto meno, e poi diciamo una leggera ripartenza nel 2021. Qui vedete la situazione del Veneto nei primi 8 mesi del 2021 raffrontati allo stesso periodo degli anni precedenti. Questi dati, come diceva Michele Re, li trovate anche in questo link che poi potrete raggiungere attraverso le slide che metterò a disposizione di Osservatorio Turismo Veneto.it. E come potete notare, sostanzialmente abbiamo riscontrato una leggera ripresa nel 2021 rispetto ai dati del 2020 e diciamo la parentesi estiva soprattutto al mare, al lago, in montagna, cioè nelle aree come dire, dove è possibile stare all'aperto, praticare prevalentemente attività all'aperto, addirittura i mesi estivi hanno eguagliato i mesi estivi del 2019. Devo dire che guardo con preoccupazione anche all'entusiasmo che si è manifestato dopo la registrazione di questi dati, soprattutto nelle realtà balneari, per 2 motivi. Da un lato perché non ci si rende conto che è un dato un po' doppato. Gli italiani, piuttosto che gli austriaci o i tedeschi dei Länder del Sud, non avevano molte alternative per chi ha voluto fare le vacanze. Quindi è chiaro che si siano concentrate, non essendoci voli aerei di gittata intercontinentale o internazionale, si siano orientati su un turismo
di prossimità, e quindi si sono concentrati nelle località balneari, lacuali o di montagna anche del Veneto sostanzialmente. E quindi un dato da un certo punto di vista in qualche modo condizionato dal contesto, ma non è tanto questa la mia preoccupazione. La mia preoccupazione è che man mano che il turismo riparte venga meno quella consapevolezza che invece un anno fa intravedevo più presente rispetto alla necessità di cambiare modello di sviluppo. Perché, come dirò tra poco, è, come dire, evidente che quel modello di sviluppo basato quasi esclusivamente sulla leva dei grandi numeri e sulla leva del prezzo, incentivata anche molto dal ruolo delle OTA, delle online travel agencies, che non vado a demonizzare perché chiaramente loro tentano di fare il loro mestiere, ma era una leva che metteva in difficoltà un po' tutti, perché i grandi numeri, diciamo, nel turismo non significano sempre qualità del turismo e non significano sempre nemmeno redditività e sostenibilità del fenomeno turistico. Ecco, cosa accadrà nei prossimi mesi dipenderà molto evidentemente dall'esito, dal procedere della campagna vaccinale da un lato, e quindi dalla capacità o meno di debellare del tutto diciamo, la pandemia. Ma peraltro un po' gli scienziati ci hanno messo sull'avviso che dobbiamo considerare che il mix di cambiamenti climatici, diciamo, di consumo di suolo, di modifica all'ecosistema, porteranno ad avere ulteriori situazioni come quella che abbiamo vissuto. Insomma, c'è una correlazione tra questi fenomeni e ciò che abbiamo vissuto. Allora, chiaramente da un punto di vista economico, io mi occupo di economia applicata al turismo, è chiaro che tra l'overtourism che ha caratterizzato molte destinazioni, perché non è solo il caso di Venezia da cui vi parlo e da cui credo siate anche voi in alcuni casi, non è solo il caso di Venezia, perché proprio il ruolo dell'OLTA aveva portato, ad esempio, a una forte, come dire, compromissione di tutti i centri storici, nel senso che anche le città in generale, come dire, vedevano una trasformazione del paesaggio urbano, è il caso di dire in questo caso, da città con multifunzione anche a città, come dire, che cambiavano vocazione e rischiavano la monocultura turistica. Non è il caso solo di Venezia, che da questo chiaramente ha anche delle conseguenze molto impattanti, come dire, sul proprio ecosistema e sul proprio territorio. Ma vi cito il caso di Berlino. Io sono figlio di una berlinese e diciamo Berlino è stata fino a 15 anni fa sicuramente una città per i giovani, una città con modello particolare di sviluppo, pur essendo una città in gran parte totalmente ricostruita. Ma in 10-15 anni il fenomeno Airbnb ha portato a un raddoppio degli affitti e dei costi degli appartamenti, quando a Berlino si spendeva meno che a Padova per affittare o acquistare un appartamento. Ecco, fenomeni di questo tipo sono fenomeni quindi di taglio globale. Quindi il fenomeno dell'overtourism non era solo un tema, come dire, che riguardava alcuni pochi centri, ma ormai era un tema diffuso. Allora è chiaro che tra l'estremo dell'overtourism e il detourism, come è stato ribattezzato, insomma, la situazione durante il lockdown o immediatamente post lockdown, sono due alternative estreme nella quale bisognerà trovare una via di mezzo, una virtù di una via mediana. L'altra cosa che io dico è che la sostenibilità nel turismo è ormai una precondizione, o deve essere una precondizione, perché in realtà quel modello di sviluppo non era sostenibile. Non lo era dal punto di vista ambientale, per i motivi che ho appena citato, e non solo nei grandi centri, anche nei borghi in alcuni casi. Non lo era dal punto di vista quindi sociale,
del rapporto tra comunità ospitanti, residenti e turisti in alcuni casi, o anche pensiamo agli studenti, l'espulsione, come dire, gli studenti fanno fatica a trovare, come dire, abitazione nelle città universitarie. L'hanno trovata l'anno scorso perché chi aveva trasformato le abitazioni in locazioni turistiche poi si è nuovamente, ma solo temporaneamente, riconvertito al tema di locare agli studenti. E adesso stiamo tornando a quella questione lì. Quindi c'è un tema di sostenibilità ambientale, c'è un tema di sostenibilità sociale, ma c'è anche un tema di sostenibilità economica che è troppo spesso sottovalutata. Ora, dal punto di vista del consumatore, ognuno di noi usa Amazon, usa Booking, eccetera, eccetera. È chiaro, ne vediamo tutti i vantaggi dal punto di vista dell'essere consumatori, la maggiore offerta, la maggior competizione, come dire, a volte la rapidità con cui possiamo fare la scelta, fare un acquisto, ma adesso, ad esempio, cominciamo a percepire cosa c'è dietro una consegna veloce di Amazon. Sono anch'io un utente Amazon, non voglio fare dell'ipocrisia. Però abbiamo capito, come dire, che la consegna il giorno dopo ha degli impatti su delle persone, ad esempio sui rider, su dei lavoratori, molto spesso non tutelati. E questo è un tema. E il tema delle online travel agencies, la forte dipendenza dalle online travel agencies porta a un grandissimo problema di sostenibilità economica e di ricaduta per i territori. Ed è un tema che viene troppo spesso sottovalutato anche dalle stesse imprese. È un tema che riescono a affrontare meglio le destinazioni più organizzate, che hanno un approccio che io definisco di destination management, di destination governance, cioè di gestione della destinazione, di governo del territorio, anche in chiave turistica, ma il turismo è trasversale a tutti ormai i settori dell'economia e della società, è influenzato e l'influenza. E quindi, diciamo, quelle destinazioni meglio organizzate poi sono anche più organizzate sul digitale. Ad esempio la Francia, già dai primi anni 2000, ha organizzato una propria piattaforma Open System Alliance Réseau, diventata nel 2019 Open System Experiences, e quindi sostanzialmente l'organizzazione dell'offerta rimane in capo alle imprese e alle destinazioni, non è subappaltata ad altri al di fuori del territorio. Non che in Francia non ci siano Booking o Airbnb, ma appunto svolgono una funzione di distribuzione e non esclusiva e non sempre dominante, perché il territorio ha saputo organizzarsi e quindi usa questi canali come canali di distribuzione, ma non in assenza di organizzazione come soggetti che organizzano l'offerta del territorio, come sta accadendo molto spesso da noi. Anche la Gran Bretagna o la Scandinavia, penso al caso di NewMind, un modello di gestione, un'altra piattaforma digitale a servizio delle destinazioni, che consente a molte destinazioni britanniche, da Manchester, ma penso a tutta la valle del Tamigi, a tutta la valle del Tamigi, 230 km lungo il Tamigi, dove le diverse cittadine, villaggi, eccetera, diventano anche una macro destinazione utilizzando uno stesso sistema che consente così come i paesi della Loira, 3 distretti diversi della Loira usano appunto Open System Alliance Resort e diventano anche una destinazione che si propone in termini unitari, ma che governa la propria proposta, non subisce, come dire, lo strapotere delle online travel agency. Per primo questo fenomeno di organizzare il territorio diciamo, ha preso le mosse dalla Svizzera e dall'Austria, quando negli anni 90, di fronte all'avanzare della globalizzazione, si sono interrogati sul fatto che se avessero inseguito la sola leva del prezzo, a est dell'Europa avrebbero trovato sempre qualcuno in grado di proporre un prezzo più basso e un prezzo più vantaggioso, perché i modelli di welfare, i modelli di sviluppo sono completamente diversi. E allora hanno detto noi dobbiamo puntare su aspetti distintivi, identitari e su una qualità del turismo. E la qualità passa
anche la sostenibilità passa attraverso l'organizzare le destinazioni, gestirle, e oggi appunto la transizione è da destination management a destination governance. In questo senso, come dire, anche sul digitale, l'Austria ad esempio è stato il primo paese a organizzare la propria offerta sul digitale. Pensate che il primo Destination Management System è del 1994, Discover. E poi, diciamo, oggi il DMS più diffuso in Austria è Destrendi-Fertel, che è lo stesso che abbiamo adottato noi in Veneto e che, diciamo, è adottato anche in Trentino, della provincia autonoma di Trenta, che usa anche il Tourist Board della Slovenia o alcune destinazioni della Svizzera, della Germania, eccetera. Ovviamente il digitale è strumento non fine, ma è chiaro che se noi non organizziamo la nostra offerta anche sul digitale, anche la sostenibilità economica di molte destinazioni italiane e anche venete è a rischio. Noi siamo, il Veneto pre-Covid rimane la prima destinazione, la prima regione, diciamo, turistica d'Italia. Lo era nel 2019 con 21 milioni di teste, di arrivi, e con 71 milioni di pernottamenti, appunto, compreso però i fenomeni anche dell'overtourism in alcune destinazioni. Però le nostre stesse spiagge, che da sole fanno 5-6 milioni... Scusi, dottor Martolo, Prego. forse siamo fermi su una diapositiva? Sì. Sì. Sto Allora, facendo un focus da questo tema. Sì. Ok, grazie. No, grazie a lei invece. E pensiamo che le nostre spiagge, ad esempio, sono appese per il 56-60% a Booking. Allora, se io parlo col singolo albergatore, mi dice che questo investimento gli conviene piuttosto che andare a fiere, eccetera, perché questo gli crea una immediata conversione. Dal punto di vista del singolo, questo può essere vero, ma ricordiamoci che molte delle nostre destinazioni sono fungibili, e se vale la sola leva del prezzo, come dire, semplifico, Booking dà, Booking toglie, nel senso che se io sono ad esempio Padova, non per Padova Spicta, ma per Padova near Venice, è chiaro che chiedendo un prezzo più basso a un'altra realtà, non so, a Mestre o un'altra località near Venice, come dire, sposto i flussi. E quindi vedete che il tema dell'organizzare e gestire le destinazioni e di ripensare le destinazioni, non basandole solo sulla leva del prezzo, non è un tema solo di sostenibilità ambientale e sociale, che pure è rilevantissimo, ma anche di sostenibilità economica. Quindi, come il digitale è uno strumento, la sostenibilità deve essere una precondizione e non solo etica o altro, ma anche economica. L'altra cosa, appunto, l'altra riflessione, qui cambio appunto slide, è che non si può più guardare indietro. Invece io quello che sento in queste settimane è a volte lo slogan "come prima più di prima", ed è questo che mi preoccupa. Paradossalmente, con tutto ciò che di negativo il Covid aveva portato con sé, io osavo sperare che, come tutte le crisi, portasse anche un maggiore elemento di consapevolezza, cioè appunto la consapevolezza del fatto che il modello di sviluppo che avevamo conosciuto non era esente da forti elementi di criticità, e che quindi era un modello da rimettere in discussione, e che il Covid ne aveva messo a nudo in qualche modo alcuni degli elementi di debolezza. Ecco, questo tema oggi lo vedo un po', questa consapevolezza la vedo un po' più a rischio, anche se confido nella domanda, perché poi è la domanda che guida il mercato, e la domanda è fatta da generazioni che cambiano, è fatta da pubblici che cambiano. Anche i nostri mercati di riferimento per il sistema Italia, e in particolar modo per il sistema Veneto, sono soprattutto quelli nordici, e in particolar modo quelli di lingua tedesca,
Ora, anche qui vi racconto un piccolissimo episodio. 2 anni fa tornavo a Berlino come non facevo da quando ero ragazzo, cioè in treno. E mi è capitato di vedere i miei molti connazionali, in quel caso di lingua tedesca, usare il treno anche per lunghe percorrenze. E in particolare mi sono soffermato con una mamma con un bambino di 4-5 anni e le ho chiesto come mai da Firenze si recasse ad Amburgo in treno, un viaggio impegnativo. Tra l'altro avevano scelto come coppia di vivere a Firenze perché il marito era da Sicilia, lei era di Amburgo e quella era un po' a metà strada. Ebbene, la sua risposta mi ha molto colpito su entrambi i versanti. La prima guardando suo figlio e dicendo perché voglio che abbia la percezione del paesaggio che cambia, del fatto perché se sale in aereo e scende dall'aereo 1 ora e mezza, 2 ore dopo, non ha la percezione che sta attraversando dei territori, dei paesi, dei paesaggi, delle realtà che sono diverse, mutevoli e che è giusto che conosca. E ho trovato una risposta molto bella. Ma la seconda risposta è stata perché viaggiare in treno mi consente di concorrere ad abbattere il consumo, la produzione di CO2. E questo è un tema, guardate, molto diffuso ormai in quei paesi, basta vedere anche, come dire, quanto questi temi siano presenti nella formazione, nelle agende per la formazione dei governi, adesso ad esempio in Germania, come lo sono in Francia, eccetera, eccetera. Quindi quel timore che ho rispetto a un'offerta che vuole tornare a più di prima come prima, quella confidenza, la speranza ce l'ho nei confronti di una domanda più in qualche modo responsabile, più matura, che in qualche modo sta mettendo in discussione i modelli di sviluppo e quindi dovrà necessariamente modificarsi l'offerta in conseguenza. Ecco, già l'anno scorso mi interrogavo su come potrebbe cambiare il turismo post-coronavirus. Ovviamente sono domande, non sono certezze, le risposte possono venire, ripeto, solo in qualche modo dal modificarsi della domanda e di conseguenza al modificarsi dell'offerta. E il tema vero è se saremo abbastanza, come dire, attenti e responsabili per accelerare questi processi. Quindi un turismo più responsabile, più sostenibile nella proposta e più responsabile nella fruizione, appunto la risposta secondo me può venire solo dai cambiamenti dei comportamenti nella domanda e quindi da esigenze diverse nelle scelte delle destinazioni. Già molti pubblici, già molte famiglie motivazionali del turismo orientano le proprie scelte di prodotto e di destinazione a destinazioni ecosostenibili o a destinazioni più attente al paesaggio. Vi cito un altro episodio, prima mi aveva ricordato che sono stato direttore per molti anni delle aziende turismo Padova e Terme Euganeo, oltre che di altri territori. Ebbene, mi è capitato molto spesso, ad esempio a Montegrotto, turisti tedeschi dire ma state urbanizzando troppo, state costruendo troppo, noi venivamo per trovare anche l'ambiente dei Colli Euganei, venivamo per trovare comunque cittadine accoglienti dal punto di vista anche del verde, dello sviluppo armonico del paesaggio urbano e invece state costruendo troppo. Ecco, questo è un tema che poi rischia di allontanare una certa domanda. Sicuramente un turismo più attento alla salute personale, questo l'accelerazione del Covid lo sta ponendo a tutti, ma in realtà è un tema molto presente nella dimensione di chi fa turismo oggi, soprattutto pensando anche che una fetta importante di turismo è originato da fasce di età più avanzate rispetto alle quali il tema salute è sicuramente più presente. Così come quello della sicurezza, abbiamo ricordato prima gli attentati che in parte poi avevano già favorito in quel periodo storico un turismo di prossimità, però chiaramente sicurezza va declinato sempre anche con inclusione, con inclusività. E in questo senso, anticipo un ragionamento, noi stiamo
sviluppando, declinando e cercando di applicare sui territori la carta dell'accoglienza, dell'ospitalità, intesa come cultura dell'accoglienza diffusa tra tutte le tipologie di imprese, del ricettivo, della ristorazione, delle professioni turistiche, degli attrattori, dei musei e anche di chi governa la città e ovviamente anche delle comunità ospitanti. Il tema della diversa prossimità è un tema che ovviamente, come dicevo prima, tornerà a modificarsi man mano che, come dire, la pandemia verrà in qualche modo, se non debellata, verrà ad essere arretrata nella sua possibilità di rischio per le persone, e quindi è chiaro che poi si tornerà a viaggiare anche a livello internazionale, intercontinentale. Ricordo appunto c'è già stata un'occasione in cui abbiamo pensato nulla sarà più come prima, ed è, almeno per chi ha la mia età, l'attentato delle Torri Gemelle, no? Abbiamo detto nulla sarà più come prima, ed è stato vero per un certo periodo, perché ad esempio i voli dall'Europa per gli Stati Uniti siano pressoché, i flussi turistici siano pressoché interrotti. In realtà poi nel bene e nel male la memoria dell'uomo è labile e poi la voglia di viaggiare è più forte, e quindi si è ripreso, e quindi riprenderà anche questo aspetto. Importante è invece un'acquisizione di diversa consapevolezza. Sicuramente la domanda si sta orientando già in questo periodo, bisogna capire quanto sarà un fenomeno, diciamo, congiunturale o quanto sarà un fenomeno destinato, come dire, a prendere piede. Io credo che il Covid abbia accentuato delle tendenze che erano già in atto nella domanda di mercato verso il turismo lento, verso il turismo, diciamo, che prevede attività all'aria aperta, verso un turismo attento alla salute, un turismo a contatto con la natura, che significa, diciamo, sviluppare anche prodotti turistici, e questo coerenti con la domanda. E questo non è banale, non è semplice, guardate, perché poi possiamo parlare di sostenibilità e di paesaggio, ma è chiaro che per farlo, se vogliamo un turismo diverso, dobbiamo rispondere in qualche modo a dei bisogni che sono emergenti, che sono a volte latenti, e che se non intercettiamo poi non mutano il modo e la proposta turistica. Cito ad esempio il tema dei cammini che in questi mesi stiamo affrontando, perché se ne parla tantissimo, però rischia di essere un tema esclusivamente evocativo se non viene proposto in termini poi di prodotto turistico fruibile. Stiamo affrontando in queste settimane con un esperto di cammini, Alberto Conte di Itineraria, che è quello che ha progettato anche la Via Francigena e che poi oggi gestisce anche un piccolo cammino in Piemonte, quello del Santuario di Europa, e ci sta aprendo, come dire, uno scorcio su come si sta modificando la domanda, perché il tema dei cammini, che noi siamo abituati a ricondurre ai cammini storici o ai cammini religiosi, su questo si è innestato, abbiamo sempre in mente tutti il Cammino di Santiago, ma lui dice di cammino di Santiago ce n'è uno, oppure ci sono molti cammini di Santiago, ma in realtà non è un fenomeno così riproducibile, non è neanche detto che sia giusto riprodurlo, anche perché la domanda va in direzione diversa. E lui ci diceva appunto questa esperienza del Santuario di Europa, rispetto al quale un cammino di circa 100 km, diviso in 4 giornate, 4 tappe da 25 km, ben servito, con una serie di attrattori lungo il paesaggio che in qualche modo motivano i camminatori. E diceva che già appena finito il lockdown l'anno scorso ha avuto un'impennata, come dire, di camminatori che facevano fatica a gestire. Lui e la moglie gestiscono una struttura di accoglienza, oltre a coordinare tutte le attività lungo il cammino, e quindi prevedere poi anche il ritorno in bicicletta, prevedere una serie di varianti, eccetera, eccetera.
facevano fatica a gestire, loro due, la domanda, e questo ha attivato poi, ad esempio, la collaborazione prima con una e poi con due persone che hanno assunto per gestire questo tipo di attività. Allora la riflessione che fa è che sempre più funzionano, ad esempio, i cammini che si prestano, come dire, a una fruizione di un paesaggio in cui ci sia anche forte elemento di attrazione o naturalistica o culturale o paesaggistica, che non siano, diciamo, itinerari monotoni e che soprattutto consentono anche tappe brevi. E in questo senso, nella disamina che sta facendo dei cammini che attualmente si sono affacciati in Veneto, alcuni già riconosciuti dall'Atlante dei cammini del MIBACT qualche anno fa, penso alla Romea Germanica, alla Romea Strata, al Cammino del Santo, alla Via Claudia Augusta, e quelli che invece si stanno proponendo come il Cammino delle Dolomiti, come il Cammino Fogazzaro-Roi, diciamo ispirato al scrittore e al suo pronipote Roi, da Vicenza a Tonezza e all'Altopiano dei Fiorentini. Penso anche al cammino proposto in queste settimane di recente proprio dalle colline del Prosecco, e penso quindi anche ad altre proposte che potrebbero trovare spazio, ad esempio nel paesaggio dei Colli Ugani, dove già c'è l'idea di un parco letterario dei Colli Ugani, ispirato evidentemente a Francesco Petrarca, ma anche ai trovatori provenzali, o anche a Shelley, Byron e fino a Bruce Chatwin ed altri, che potrebbe anche tradursi un percorso in un cammino, oltre alle targhe, come dire, che chi segue il parco letterario sta posizionando per favorire l'elemento evocativo. Ecco quindi che anche qui un turismo slow ha bisogno di una risposta e di risposte che siano adeguate alle domande. Ad esempio Alberto Conte ci dice non è detto che la Romea Strata o la Romea Germanica trovino una risposta in termini di domande, perché attraversano la pianura, attraversano lunghi tratti in cui non si incrociano elementi di attrazione, mentre ad esempio c'è un tratto da Padova verso Monselice, poi verso il confine con l'Emilia-Romagna, eccetera, che è fortemente interessante per il paesaggio collinare, per il paesaggio, diciamo, culturale che offre. E quindi nuove tendenze della domanda che presuppongono un'organizzazione. Ad esempio, io mi sono occupato a lungo di cicloturismo, assieme al mio amico Diego Gallo dello spin-off dell'Università di Padova, Equifor, ed è curioso che uno spin-off che nasce da scienze forestali parta dalla ruralità che si fa turismo, e da lì abbiamo cominciato ad analizzare il fenomeno del cicloturismo nel 2009 e a distanza di 12 anni diciamo che oggi si è riusciti a strutturare parzialmente un'offerta turistica rispondente a una domanda che già allora invece era molto forte rispetto ad esempio al fenomeno dei cammini. Ecco, per dire che anche quando si affronta il tema di un cambio di paradigma nel turismo, però non si può sfuggire alla necessità che, altrimenti si fa teoria, che poi bisogna in qualche modo rispondere ai fabbisogni. Perché se non rispondiamo ai nuovi fabbisogni della nuova domanda turistica, li ricacciamo, come dire, nei vecchi modelli. In questo senso anche destinazioni importanti come quelle del patrimonio e l'umanità, e in Veneto, diciamo, sono molte, in realtà sono 9 i siti UNESCO, sapete, oggi riconosciuti, a cui si aggiungono le riserve della biosfera, MAB UNESCO, ad esempio del Delta del Po, e recentemente diciamo il Monte Grappa, e adesso mi pare che si voglia candidare a riserva di biosfera anche l'area dei Colli Ugani. E dal punto di vista turistico chiaramente dobbiamo parlare, come dire, di un turismo assolutamente sostenibile e coerente con il paesaggio. Io ho partecipato agli incontri con i verificatori di ICOMOS e di UNESCO qualche anno fa rispetto alle colline
del Prosecco, del paesaggio, e voi sapete che in prima istanza c'è stato un rinvio della domanda che ha spostato di un anno la valutazione, che poi è stata positiva, e ho avuto modo di parlare con il valutatore UNESCO, che tra l'altro veniva dalla mia città natale, da Lucerna, in Svizzera, e mi ha evidenziato appunto il tema: attenzione, non cambiate modello di sviluppo, non pensate, come dire, di far crescere ricettivo come funghi sulle colline, insomma, ecco. E questo è un tema oggi di grande attualità. Io faccio parte, per la parte turistica, poi nella direzione turismo c'è chi invece si occupa degli aspetti più giuridico-amministrativi legati alle tipologie di strutture ricettive. Faccio parte di un gruppo messo, diciamo, varato dalla giunta regionale, che coinvolge un po' tutte le direzioni interessate, a partire da quella diciamo, urbanistica, e la cui segreteria è proprio affidata all'Osservatorio del Paesaggio, un gruppo di lavoro misto tecnico regione e comuni diciamo, dell'area delle colline del Prosecco, che si occupa proprio del disciplinare tecnico in attuazione nel rispetto delle direttive dell'UNESCO per l'adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni appunto alle direttive stesse che rispondono al fatto di essere patrimonio UNESCO. E devo dire che il dialogo è serrato con gli amministratori comunali rispetto appunto al tema dei vigneti, rispetto al tema appunto anche del trattamento di vigneti, e rispetto anche al tema appunto delle nuove strutture ricettive o della riconversione di manufatti rurali in strutture ricettive. Quindi c'è un dialogo ma anche un confronto molto serrato su questi temi. E affronto qui un altro aspetto, spero di rimanere nei tempi che ci siamo dati. L'altro aspetto è quello, ad esempio, del piano di gestione delle colline UNESCO. Voi sapete che ogni sito UNESCO deve dotarsi di un proprio piano di gestione. Qui, diciamo, l'associazione che ha promosso la candidatura si è poi trasformata anche in associazione che gestisce il sito. Ne fanno parte un po' tutti gli stakeholder territoriali. È stato chiamato come site manager un esperto di marketing turistico, che è Giuliano Vantaggi, è un bravissimo manager di marketing turistico, però c'è stata anche l'accortezza di chiamare, ad esempio, nel comitato scientifico anche una collega, Katia Basili, ad esempio, che si occupa dell'ufficio UNESCO presso il comune di Venezia, proprio per aver presente molto quali sono, ad esempio, gli alert che UNESCO solleva diciamo giustamente nei confronti delle destinazioni, delle realtà riconosciute patrimonio dell'umanità. Ecco, la mia speranza è che questo marchio d'area naturale, che marchio d'area per me è anche un po' come una DMO, come una Destination Management Organization, è uno strumento di governance turistica del territorio. Ecco, la mia speranza, e quello su cui stiamo lavorando, è che l'associazione di gestione, che ci è dato un taglio anche turistico, ha allargato il tavolo di confronto anche ad altri stakeholders territoriali, faccia coincidere il proprio piano strategico di chiave turistica con quello che è il piano di gestione del sito UNESCO, cioè che i due elementi, come dire, di vincolo e sviluppo siano dialoganti, però ovviamente in ottica di sostenibilità. E su questo qualche idea, adesso in questo momento sarebbe troppo lungo soffermarci, ce l'abbiamo e qualche contributo lo stiamo dando. E contributi che sono coerenti con le linee guida del piano strategico del turismo 2018-2020, che però in queste settimane, in questi mesi stiamo aggiornando, non solo in ottica, diciamo, post-pandemica, ma anche, diciamo, perché era necessario farlo a 3 anni di distanza, anche se devo dire che alcune intuizioni che avevamo avuto allora andavano forse già nella direzione di una innovazione della proposta turistica. Prima veniva ricordato l'Osservatorio regionale del turismo federato, che vi invito a consultare perché è uno strumento
peraltro molto utile anche per chi fa ricerca, anche perché non presentiamo solo, diciamo, analisi condotte dalla regione o da Union Camere, che è l'altro grande partner, ma è federato perché vi appartengono, hanno sottoscritto il protocollo 43 soggetti, cioè tutte le 16 destinazioni del Veneto, tutte le associazioni di categoria regionali, non solo del turismo, ma anche dell'artigianato e dell'industria, i 4 Atenei del Veneto, tra cui anche lo UAV, e diciamo anche soggetti, centri studi di ricerca privati o legati alle organizzazioni sindacali, al mondo del lavoro, anche SAVE, anche l'UMPLI, eccetera. E quindi sarà alimentato anche dal basso questo osservatorio o da più soggetti, così come troverete lì presente anche le analisi di UNWTO, piuttosto che l'Organizzazione Mondiale del Turismo, piuttosto che di ENIC, eccetera. Quindi è uno strumento che non analizza solo arrivi e presenze, ma ad esempio anche il sentiment. Riportiamo gli highlights di Data Appeal sul sentiment della domanda rispetto agli attrattori, rispetto alle imprese e rispetto anche alle strutture ricettive, eccetera. Tra l'altro abbiamo fatto anche un sottoambito dedicato proprio alle colline del Prosecco, perché vogliamo tenerla particolarmente monitorata. Un sentiment, quindi, di ciò che avviene, di ciò che pensa sulla rete, come dire, la domanda, come ci valutano, come ci giudicano e come, diciamo, valutano la gestione del territorio. Prodotti turistici slow, non solo bike, ma anche appunto cammini, ma anche il turismo fluviale, recentemente con un bando rivolto diciamo, alle aggregazioni di impresa per la valorizzazione di destinazioni di prodotti, sono state, diciamo, finanziate ben 2 aggregazioni, uno sul Veneto, diciamo, nord-orientale, uno sul Veneto sud-occidentale, di navigazione per favorire lo sviluppo della navigazione fluviale, ad esempio. Oppure la proposta di GeoTrail che insieme a Fondazioni Dolomiti UNESCO stiamo facendo appunto in quell'area, altra patrimonio dell'umanità. Quindi un'attività in generale di sostegno ai nuovi prodotti e evolvere il ruolo delle organizzazioni delle destinazioni. Io mi sono soffermato poco qui su questo tema, ma spero che sia passato insito nelle cose che ho detto. Organizzare e gestire le destinazioni significa in qualche modo mettere insieme tutti gli attori che costituiscono la catena del valore di una destinazione. Il turista oggi non valuta la sua esperienza rispetto al soggiorno in albergo o la visita a un museo o a un attrattore. Ognuno di noi è la destinazione, compreso il residente, compreso la comunità ospitante, e quindi il coordinamento degli attori della filiera è estremamente importante. Questo non può essere fatto in modo spontaneistico, va organizzato e gestito. E questo consente anche poi una gestione più sostenibile anche della destinazione. In questo senso va anche la carta dell'accoglienza e dell'ospitalità. In questa direzione va anche l'informazione e l'accoglienza diffusa. Oltre agli 85 uffici turistici stiamo coinvolgendo con un programma di formazione un network di pubblici esercizi, commercianti, negozi, cantine, enoteche. Lo stiamo facendo anche nell'area del Collino Prosecco, anche se dobbiamo tenerli a bada perché vanno un po' in ordine sparso, Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio, si fa fatica a farli percepire come un unico territorio, però attraverso un programma di formazione che gestiamo tra destinazione turistica, territorio, amministrazioni e Regione del Veneto, cerchiamo di formare questi operatori sul fenomeno turistico, sul cambio della domanda, sulla cultura dell'accoglienza e quindi creando dei veri e propri network di informazione e accoglienza diffusa. In questa direzione va anche il tema delle porte dell'accoglienza, cioè gli hub con immagine coordinata, un po' come la Puglia del professor Brocca, che diciamo tra qualche mese dovrebbe vedere l'aeroporto intanto Canova a Treviso, la stazione di Padova, stazione ferroviaria di Padova, l'ufficio prospiciente all'Arena di Verona e domani speriamo anche l'aeroporto di Venezia, la stazione Santa Lucia di Venezia, ma anche
diciamo, l'ufficio turistico contiguo al Teatro Olimpico a Vicenza, l'ufficio turistico diciamo vicino all'Accademia di Concordia a Rovigo, e anche l'ufficio che diventa porta delle Dolomiti a Belluno, avranno un'immagine coordinata e che mette in rete un po' la proposta turistica non solo del Veneto, ma diventano un po' la porta anche di accoglienza per l'Italia. Il tema di organizzare le destinazioni anche sul digitale, tra l'altro vi invito tutti a Digital Tourism Veneto online il 18 e il 19 novembre, presto uscirà l'annuncio e la possibilità di iscriversi con Eventbrite, e stiamo appunto cercando di diffondere l'utilizzo del Destination Management System. Poi il ruolo del marchio ombrello, Veneto the Land of Venice, non per il focus ancora una volta su Venezia, ma per proiettare la notorietà di Venezia sul resto del territorio. Ecco, queste sono un po' le azioni che stiamo facendo, però una cosa che riteniamo molto importante, adesso non mi va avanti la slide, è quella di affiancare le destinazioni nel appunto rinnovare la propria offerta, nel porre attenzione alla nuova domanda turistica e quindi nel, diciamo, gestire la destinazione in termini olistici, vorrei dire in termini sistemici, tenendo conto della trasversalità del fenomeno turistico e della necessità di pensare il turismo, ma anche di sapere che quando si fa programmazione urbanistica, quando si fa programmazione del paesaggio, quando si fa programmazione dell'attività del commercio, della cultura, bisogna considerare questa trasversalità e il tema della sostenibilità. Le risorse sono una precondizione, ma diciamo e hanno un valore intrinseco, però se si vogliono valorizzare in ottica sostenibile vanno anche organizzate e gestite. Ecco, non vanno avanti le slide, ma vi ho detto un po' tutto quello che volevo cercare di trasmettervi. Manca solo un grazie, che quindi vi faccio così direttamente. Mi fermo qui. Grazie, dottor Marchioro. Penso che il tema della cultura dell'accoglienza sia quella che dovrebbe essere sviluppata a tutto raggio appunto nel territorio regionale, che possa essere effettivamente alla base di un cambiamento di modello in qualche modo di sviluppo. Ci sono delle domande che riassumo. Allora, c'è quanto le amministrazioni degli enti locali hanno recepito la visione della sostenibilità ambientale, economica e etica. Questo è un punto di vista, ovviamente poi entreremo appunto nel merito di uno o più comuni e quindi cercheremo di capire. Gliele leggo tutte. Poi perché i parchi regionali non siano inseriti nel turismo di movimento? Penso al parco del Sile, molto trascurato, dove si permette al privato di fare propri alcuni tratti della ciclabile. Sarebbe il caso di valorizzare immobili abbandonati o riconvertiti per essere fruibili da un turismo organizzato con un collegamento Treviso-Venezia e con la laguna. Poi la stessa persona ricorda che il Sile è il più lungo fiume d'Europa o di risorgiva. Sì, grazie. Su questo vorrei dire alcune cose, sì, in generale sui parchi. Noi abbiamo la fortuna, tra l'altro, che il nostro direttore della direzione del turismo, Mauro Giovanni Vitti, è anche il direttore dell'unità organizzativa dei parchi e dell'unità organizzativa sulla biodiversità, e quindi ha portato ulteriormente questa sensibilità alla direzione turismo. Ma in realtà, lo dicevo prima, noi stiamo lavorando molto sul tema dei parchi, Delta del Po, innanzitutto proprio perché, ad esempio, lì si è costituita un'organizzazione di gestione della destinazione, la cui leadership è in capo proprio al Parco del Delta. Parco del Delta, che parte veneta, aveva già cominciato a dialogare giustamente con il tema del MAB UNESCO, con la parte emiliana, perché non ha senso ragionare
in termini divisi, insomma, ecco, o amministrativi. Sul Parco del Sile si sta facendo un lavoro lento ma costante, nel senso che anche lì proprio Etifor sta affiancando come dire, il territorio nello sviluppo di un marchio d'area come strumento di governance di sottoambito della più ampia destinazione di Treviso, per organizzare l'offerta turistica del territorio, anche qui valorizzando proprio il tema. Etifor e Diego Gallo è la stessa persona che ha sviluppato il progetto Cicloturismo in Veneto. Stiamo facendo proprio in questi mesi un'attività di audit con le amministrazioni e con gli stakeholder territoriali, perché insomma diciamo, i 5 itinerari che abbiamo pensato 10 anni fa, cioè la Garda Verona-Vicenza, Riviera del Brenta, Padova, Riviera del Brenta, Venezia, la Cortina Venezia, la Via del Mare, l'Anello del Veneto e la Treviso-Ostiglia e le 7 escursioni, tra cui il Girasile, hanno bisogno di un aggiornamento ad esempio anche dei percorsi, perché come veniva ricordato in alcuni casi c'è il rischio che alcuni privati non consentano la valorizzazione piena dell'itinerario cicloturistico, quindi stiamo studiando anche in alcuni casi o diciamo convenzioni con i privati o anche percorsi alternativi. Quindi sul pezzo ci siamo abbastanza, c'è molto lavoro da fare, su questo concordo. E il tema dei parchi, come lo diceva bene fortunatamente il piano strategico Italia Paesi per Viaggiatori 2017-2022, diceva una cosa: non possiamo pensare di continuare a crescere nelle grandi città d'arte e nelle grandi destinazioni balneari, che possono continuare in parte a essere degli hub. Dobbiamo pensare molto di più a un turismo più lento, un diverso modello di turismo nelle aree rurali, nelle aree a parco. Ecco, il tema vero di questi piani è poi la messa a terra, sempre. Ecco, la messa a terra. Io vorrei riprendere il filo di quella programmazione che era partita bene, devo dire era partita molto bene, non solo grazie al ministro Franceschini, ma soprattutto grazie a dei bravissimi tecnici che allora erano alla guida della direzione turismo del MIBAC. Io sono uno di quelli tristi perché si è separato il turismo dalla cultura. Secondo me era stata un'intuizione giusta, bisognava solo dar corpo sia alla cultura che al turismo. Adesso si è fatto il Ministero del Turismo, ma spero che non si perda l'aggancio con la trasversalità del turismo, con la cultura, con il paesaggio e con quella buona stagione, come dire, che aveva dato via a questo tipo di riflessioni. Ripeto, non do un giudizio certo, perché vedo molto ondivaga la situazione tra come prima e più di prima e una domanda che cambia. Grazie, dottor Marchioro. Siamo andati un pochino fuori dei tempi, quindi non vorrei togliere spazio ai prossimi relatori. Quindi la ringraziamo e possiamo procedere con un intervento che ci riporta alla scala comunale. Abbiamo con noi l'architetto Manuela Bolsonello, che è responsabile dell'ufficio urbanistica e paesaggio del comune di Valdobbiadene e che ha seguito in particolar modo in questi ultimi anni tutto l'iter del PAT e del piano degli interventi, in cui il tema appunto della valorizzazione degli spazi rurali è entrato con diverse sfaccettature. Quindi con molto piacere le diamo la parola. Grazie. Grazie professoressa. Vediamo se riesco. Mi sentite? Sì. Sì. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. No. Un attimo. Eccolo, vediamo Eccoci qui. il page del suo computer. Sì.
Si vede? No, vediamo solo il suo computer. Ah, non vedete? Bisognerebbe aprire prima il file. Sì. L'architetto dovrebbe aprire, dovrebbe togliere la condivisione che adesso sta visualizzando, aprire il suo documento da presentazione e metterlo in presentazione, poi provare a condividere la finestra di schermo dove ha la presentazione. Esco un secondo. Abbiamo come sempre il bello della diretta in cui i problemi tecnici, seppur ci fanno ricordare che dopo un anno e passa davanti al computer, sono cose che ancora facciamo fatica a digerire e forse siamo contenti perché ci dice che la voglia di stare in presenza è sempre più forte anche della tecnologia. Direi di aspettare qualche minuto comunque. Eccola. Bentornata. Il microfono è spento. Eccoci, purtroppo mi manda nella, perché sono collegata con l'ufficio e vediamo un secondo se... Se ci sono problemi vogliamo dare la precedenza all'architetto Ferrari, se per lei è meglio. Riuscite a vedere? Ancora no. Ora riuscite a vedere? Io lo vedo, no? Riuscite? No. Peccato. Non... Secondo me mi manda nel... Se vuole nel frattempo organizzarsi e Va andiamo bene. avanti con l'architetto Ferrari. Va bene, d'accordo. Bene, allora l'architetto Ferrari l'abbiamo invitata in questa sede in quanto ha seguito, ha fatto tantissimi lavori nella sua carriera, ma in particolar modo perché ha seguito la definizione del piano regolatore del Comune di Bonporto, che ha vinto nel 2010 il premio per il miglior piano regolatore delle città del vino. Quindi ritorniamo alla scala comunale, ma in un contesto particolare in cui alcune città che hanno come risorsa importante del proprio territorio proprio qualcosa che ha a che fare con l'agricoltura e con il territorio agricolo, si sono da tempo dati degli statuti, dei regolamenti per curare meglio il proprio territorio da questo punto di vista. Quindi l'architetto ha seguito, progettato questo piano appunto insignito di premio e l'abbiamo appunto invitata per portarci un po' la testimonianza su che cosa significa lavorare in un contesto come questo e quindi in qualche modo tentare di valorizzare le risorse dell'agricoltura anche negli strumenti urbanistici. Abbiamo visto dalla prima relazione che c'è un tentativo di guardare al territorio agricolo da un punto di vista multifunzionale, non soltanto
produttivo, diciamo che le città del vino sono state fra le prime forse a fare proprio questo concetto e quindi a sviluppare degli strumenti urbanistici di natura diversa. Quindi con molto piacere le diamo la parola. Allora, grazie professoressa. Spero di avere un po' più fortuna nella condivisione dello schermo. Vediamo se ci riesco. Lo vedete? Posso metterlo in modalità schermo intero. Allora, come anticipato, io ho seguito come progettista il PSC del Comune di Bonporto, che è in provincia di Modena, e porto l'esperienza di un piccolo comune che ha solo 10.000 abitanti, si trova nella pianura emiliana, e quindi con un contesto paesaggistico che solo gli estimatori e quelli probabilmente che amano i paesaggi di pianura possono apprezzare fino in fondo. La nostra esperienza è partita con la formazione del PSC, predisponendo originariamente un quadro conoscitivo e un documento preliminare per la formazione dello strumento urbanistico. Successivamente a questo il Comune di Bonporto ha deciso di partecipare al bando dell'Associazione dei Comuni delle Città del Vino, di cui ovviamente è socio, un bando che ogni 2 anni, Covid a parte credo, l'Associazione delle Città del Vino svolge, e abbiamo quindi ritenuto necessario anche svolgere degli approfondimenti conoscitivi specifici, prendendo e assumendo nel PSC le linee metodologiche per la valorizzazione dei comprensori vitivinicoli di qualità nella disciplina territoriale e urbanistica delle aree rurali, che sono state pubblicate dall'Associazione delle Città del Vino, e le abbiamo applicate ad un territorio vitivinicolo diciamo così forse marginale rispetto ai territori di cui abbiamo parlato del Veneto, che è quello del Lambrusco di Sorbara. Sulla base di queste linee metodologiche abbiamo scelto di avere dei consulenti speciali che non sempre affiancano la pianificazione, perché abbiamo cercato dei consulenti che avessero delle competenze agronomiche specifiche e anche enologiche, e questo ha consentito di conoscere molto più approfonditamente le caratteristiche del territorio rurale che stavamo pianificando, ovviamente con particolare riferimento per gli ambiti dei vigneti, ma senza dimenticare anche le caratteristiche paesaggistiche di quel luogo. Come vedremo, questi approfondimenti sono risultati fondamentali per definire, ma anche diciamo così, modificare le scelte progettuali che avevamo anticipato nel documento preliminare del PSC. Il contributo di questi consulenti è stato determinante per identificare le aree più vocate per la coltivazione dei vigneti, ovviamente i vigneti dedicati al Lambrusco di Sorbara. E in particolare sono state raccolte le informazioni relative alle varie tipologie di suoli, e quindi la cosiddetta carta dei suoli, sulla quale poi abbiamo fatto una sovrapposizione con il censimento delle superfici a vite esistenti. Abbiamo aggiunto a questo tipo di informazione un approfondimento che abbiamo svolto anche con il contributo di ARPAE sulle caratteristiche bioclimatiche del territorio, perché le temperature incidono in modo significativo sulla maturazione dell'uva.
Da questo primo approfondimento siamo riusciti a costruire la zonazione, quindi la carta delle vocazioni viticole, che ha consentito di identificare in modo puntuale i terreni molto vocati alla coltivazione della vite, quelli mediamente vocati e quelli scarsamente vocati alla coltivazione della vite. Abbiamo poi svolto un ulteriore approfondimento che è stato rivolto a caratterizzare gli ambiti agricoli anche ai fini dell'articolazione del territorio rurale più tradizionale, in modo da coniugare i primi aspetti con quelli che normalmente servono per la definizione degli ambiti rurali di uno strumento urbanistico, e abbiamo quindi predisposto la carta della capacità d'uso dei suoli che evidenzia le potenzialità del terreno ad utilizzare appunto coltivazioni, piuttosto che a essere destinato a una tutela anche naturalistica, e quindi suoli adatti a un tipo di uso piuttosto che ad un altro. Abbiamo poi predisposto una carta degli equilibri ecosistemici per evidenziare gli elementi e le aree di interesse, ma anche le connessioni e le potenzialità di questo territorio, in modo da definire una rete ecologica locale che ci consentisse anche di capire quali erano gli equilibri degli ecosistemi che stavamo mappando. Ancora abbiamo predisposto una carta dei valori paesaggistici, quindi non solo delle caratteristiche, perché questa carta ha evidenziato gli elementi costitutivi del paesaggio, le risorse presenti e gli assetti paesaggistici riconoscibili, ma l'abbiamo fatto anche con l'intento di definire delle unità di paesaggio, ma soprattutto anche di comprendere le sensibilità del paesaggio alle trasformazioni, considerato che è un territorio di pianura e un territorio ovviamente molto coltivato. Questi approfondimenti ci hanno consentito ovviamente di avere un quadro decisamente più preciso di quello che avevamo predisposto sul territorio rurale nell'ambito del quadro conoscitivo originario, e ci hanno consentito anche di rivedere alcune scelte della pianificazione che erano state indicate nel documento preliminare di PSC. E questo in particolare sia all'articolazione degli ambiti agricoli, che erano stati perimetrati, diciamo così, alla luce di elementi agronomici, ambientali, storici, paesistici, ma che non tenevano conto delle caratteristiche del sistema dei vigneti. La seconda, diciamo così, attenzione è stata rivolta alla previsione di una nuova infrastruttura stradale che il documento preliminare aveva indicato a nord dell'abitato di Sorbara, che è una frazione del comune di Bonporto e ovviamente dà il nome anche al Lambrusco. Avevamo assunto sostanzialmente un corridoio infrastrutturale del piano provinciale che tagliava trasversalmente il territorio comunale in senso est-ovest, e che alla luce degli approfondimenti che abbiamo svolto è risultato in conflitto significativo con il sistema dei vigneti. Alla luce degli approfondimenti che noi abbiamo svolto è stata possibile definire una più corretta articolazione degli ambiti agricoli che tiene conto del territorio dei vigneti e delle caratteristiche dei suoli che li ospitano, ma come vedete in questa slide anche delle caratteristiche, per esempio,
di una parte del territorio che è quella disposta lungo il corso del fiume Panaro, che scorre a est del territorio lungo tutto il confine comunale, che una parte di territorio che ospita un sistema di ville storiche molto interessanti. Ho messo le immagini di alcune di queste ville, che erano tutte attestate lungo l'argine, proprio perché il fiume Panaro era navigabile, portava sostanzialmente attraverso un sistema di porte vinciane che sono proprio presenti nel territorio di Buonporto, portava poi portava le acque al Panaro e a seguire in Po fino a Venezia. Questa articolazione è stata poi tradotta in una serie di ambiti rurali che sono stati assunti dal PSC, tenendo appunto conto di tutti gli elementi di cui vi dicevo prima. Questo ci ha consentito anche di sviluppare un percorso partecipativo con le associazioni di categoria, perché chi fa piani sa bene che un conto è dettare le regole e un conto è avere l'appoggio nella applicazione di quelle regole. Per cui abbiamo ritenuto importante condividere tutto il percorso che abbiamo fatto con le associazioni agricole, perché comprendessero fino in fondo il valore di quello che stavamo anche mettendo in luce attraverso l'approfondimento sul tema dei vigneti, e abbiamo quindi scritto un libro delle regole condiviso, e questo sostanzialmente sulla base della condivisione di un presupposto fondamentale, che era quello di preservare i terreni più vocati alla coltivazione dei vigneti, ma anche gli ambiti ad elevata connotazione paesaggistica, perché le due cose necessariamente stanno insieme. E quindi abbiamo condiviso di limitare la nuova edificazione in territorio rurale esclusivamente alle esigenze delle aziende agricole specializzate sul tema dei vigneti, ed evitando tutti gli usi impropri, compreso anche quelli che in quel momento andavano per la maggiore, come i parchi fotovoltaici, oltre che ovviamente l'edificazione non dedicata. Tra questi usi impropri, come ho anticipato prima, è stata evidenziata anche una grave interferenza costituita da un'infrastruttura stradale che era prevista come corridoio infrastrutturale intercomunale dal piano territoriale di coordinamento della provincia di Modena, a nord dell'abitato di Sorbara, e che era già allo stadio del progetto preliminare, quindi era già qualcosa di più del semplice corridoio riportato sulla pianificazione provinciale. Abbiamo quindi avviato con un po' di coraggio, devo dire, un percorso di approfondimento coinvolgendo la provincia di Modena e anche i comuni contermini, perché questa infrastruttura poi proseguiva anche nei comuni contermini, per mettere a confronto il tracciato che era stato individuato dal PTCP con alcune alternative progettuali, perché fossero valutate sia sotto il profilo strettamente trasportistico, ma anche sotto il profilo delle relazioni con il contesto agricolo interessato. E perché non potesse essere considerata una valutazione di parte, abbiamo ritenuto di non fare noi la valutazione trasportistica. Potevamo mettere in campo ovviamente tutti gli approfondimenti sul tema della presenza dei vigneti e delle caratteristiche anche del territorio che ospita quei vigneti, ma abbiamo proposto, il Comune di Buonporto ha proposto che a svolgere la valutazione trasportistica fosse la stessa provincia di Modena con i propri consulenti della mobilità.
però non prendendo in considerazione, come era stato fatto, un unico tracciato est-ovest in modo, diciamo così, non appoggiato sulla realtà, solo sulla carta, e di fatto questi approfondimenti hanno considerato, oltre alla soluzione progettuale del PTCP, altre 2 soluzioni, quindi in totale 3 soluzioni progettuali che sono state messe a confronto tra loro. Questo è il corridoio nord che era previsto dal PTCP e che vedete su una cartografia che riporta la presenza in verde dei vigneti e in giallo-arancione anche quella dei pereti, perché ricordo peraltro che il territorio di Bonporto e i territori contermini sono tra i maggiori produttori al mondo di pere, e quindi c'era anche la necessità di salvaguardare anche quelle, ma come vedete la diffusione delle aree verdi, che sono quelle a vigneto, erano assolutamente massacrate, diciamo così, dal passaggio di questo corridoio. Questo primo corridoio dalla stessa provincia di Modena è stato considerato come il meno efficace in termini trasportistici dei 3 che sono stati considerati, oltre che particolarmente oneroso, perché oltre diciamo così al costo banale di esproprio che avrebbe comportato espropriando dei terreni a vigneto, di fatto comportava anche la restituzione di un contributo europeo che era stato dato alla formazione dei vigneti, perché ovviamente nel momento in cui si spianta un vigneto che ha avuto il contributo europeo, prima dei termini che sono previsti, è anche prevista la restituzione del contributo. Il secondo corridoio considerato, che era un corridoio che passava a sud dell'abitato di Sorbara, è risultato più efficace del primo in termini trasportistici, ma è comunque risultato impattante con il sistema dei vigneti e dei pereti, e dal nostro punto di vista anche decisamente non rispettoso della trama del paesaggio agricolo, perché taglia in modo diciamo così abbastanza brutale il territorio. Il passaggio in quel punto era diciamo così dettato dal fatto che l'ansa del fiume Panaro non consente tanti passaggi, in più c'è la presenza degli abitati. Era oltretutto oneroso, oltre che per la ragione che dicevo prima, perché comunque prevedeva anche 2 ponti, uno sul canale Naviglio, che è un canale molto consistente, molto grosso, e sul fiume Panaro. Il corridoio centrale invece, che è quello che abbiamo proposto noi con lo strumento urbanistico, che è il tracciato rosso, oltre a garantire performance trasportistiche buone, è risultato ovviamente compatibile con il sistema dei vigneti e pereti, perché ricalca sostanzialmente della viabilità esistente, e quindi abbiamo lavorato in termini di potenziamento di un'infrastruttura piuttosto che tracciare un'infrastruttura ex novo sul territorio. E questo ha consentito, oltre che di diciamo così, rispettare molto la trama dei corpi aziendali, ovviamente riduce sensibilmente la possibilità di intersecare dei vigneti, ma è oltretutto risultato anche più conveniente in termini di costi, perché prevede la realizzazione di un solo ponte sul fiume Panaro, ma soprattutto non interseca i vigneti e quindi non ha costi sostanziali di esproprio e neanche di restituzione del contributo. Quindi in accordo con tutti gli enti, quindi sia con la provincia che con i comuni contermini, si è optato per questa terza soluzione,
anche perché comunque è risultata coerente anche con l'indicazione di corridoio del PTCP, perché è comunque un collegamento in senso est-ovest, ma è risultato ovviamente anche il più compatibile con il sistema delle coltivazioni agricole di pregio. Quindi in buona sostanza il PSC, sviluppando il modello di zonazione vitivinicola proposto come modello dall'Associazione delle Città del Vino, ha saputo proprio riorientare la pianificazione del territorio, valorizzando i terreni più vocati alla coltivazione dei vigneti e anche gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, preservandoli attraverso anche il sistema normativo del PSC da utilizzi impropri, limitando la nuova edificazione nel territorio rurale esclusivamente alle esigenze delle aziende agricole specializzate, favorendo lo sviluppo di attività che valorizzano le emergenze storico-architettoniche e il corredo paesaggistico-ambientale che è di loro pertinenza, modificando radicalmente una previsione infrastrutturale che presentava un rilevantissimo impatto sul sistema dei vigneti proprio nelle aree più vocate alla coltivazione dei vitigni, individuando in alternativa la soluzione che vi ho mostrato di minimo impatto con i vigneti, che ha comunque prestazioni ottimali anche in termini trasportistici ed economici. Questa è in sostanza la motivazione che ha portato al premio come miglior PRG delle Città del Vino del 2010, che è stato assegnato dall'Associazione Nazionale delle Città del Vino e dall'Istituto Nazionale di Urbanistica. Una cosa che mi preme molto a valle del lavoro che abbiamo fatto è, visto che comunque ho continuato a seguire il comune di Bomporto nella pianificazione, anche perché, come potete immaginare, essendo un comune della pianura modenese, non si è fatto mancare il terremoto del 2012, quindi successivo a questo premio, e l'alluvione del 2014, che ha portato 2 metri d'acqua in corrispondenza del centro abitato di Bomporto. La cosa che mi preme segnalare è che questo PSC ha innescato un circuito virtuoso che ha coinvolto i produttori del Lambrusco, che è come dicevo prima, è un tipo di è un vino che è sempre stato considerato come un vino non di particolare pregio, ma questi produttori hanno saputo prendere spunto dall'impegno che il Comune ci ha messo per valorizzare i terreni che erano vocati alla coltivazione dei vigneti e si sono impegnati a loro volta per la valorizzazione dei loro prodotti. Tant'è vero che negli anni successivi al premio che è stato assegnato al PSC delle Città del Vino, i lambruschi di molte cantine locali hanno vinto premi importanti a competizioni enologiche. Nel 2015 ben 5 lambruschi hanno vinto i 3 bicchieri del Gambero Rosso, per esempio. Questo ovviamente ha proposto una nuova visibilità anche al vino lambrusco nel panorama dei vini italiani, ma ha consentito anche di rilanciare sotto il profilo turistico il territorio di produzione. Sono infatti anche grazie a questa seconda parte, quindi oltre al PSC anche la promozione di questi vini, sono nate molte attività agrituristiche che hanno saputo valorizzare il territorio, oltre che il vino lambrusco di Sorbara, aggiungendo ovviamente dei prodotti gastronomici di eccellenza che sono tipici del territorio emiliano, quindi ottima cucina e aceto balsamico tradizionale, aggiungendo anche le peculiarità storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali che comunque questo territorio può offrire. Vi ringrazio.
ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie, ci sono delle domande. Viene quindi chiesto da un corsista che tempi ha richiesto al Comune di Monforto la redazione per discussione e adozione del piano strutturale comunale. Che succede? E il microfono? Cioè tu devo spegnere io le casse. Che succede? Io non riesco a tornare in Zoom dopo la... Architetto, ci sente? Sì, sì, sì. Ok. C'è una domanda di un corsista che chiede quanto questo percorso di redazione, discussione e adozione del piano strutturale ha comportato a livello di temporalità, cioè quanto tempo ci avete messo? Allora, è stato un tempo abbastanza veloce perché sostanzialmente dal documento preliminare che era stato predisposto abbiamo lavorato per circa 6 mesi ad approfondire questi temi che ci hanno portato ad adottare il PSC, quindi averlo già confezionato sostanzialmente nella modalità che vi ho proposto e a partecipare al bando, questo nel 2010. Dopodiché il piano è stato approvato con l'iter delle procedure canoniche, diciamo così, passaggi attraverso i vari enti, è stato approvato nel 2011. Quindi è stato molto, molto veloce l'iter, anche perché c'era al mio fianco un sindaco molto, diciamo così, attento a questi temi e è stata una bellissima esperienza. Diciamo che è una pratica virtuosa che ha portato poi degli effetti positivi ad ampio raggio, anche su quello amministrativo che di solito è uno dei nostri problemi più grossi. Ci sono altre domande? Mi sembra di no. E quindi possiamo tornare, ringraziamo l'architetto Ferrari. Grazie a voi. E speriamo appunto di avere altre occasioni per poter discutere su queste pratiche virtuose che speriamo si possano moltiplicare. E quindi diamo la parola all'architetto Bolzonello, che in questo momento non è connessa e quindi aspettiamo qualche minuto. Domande? Allora, abbiamo qualche difficoltà per caricare il PowerPoint di presentazione dell'architetto Bolzonello, perché lo sta mandando con WeTransfer ed è ancora al 50%. Quindi ci prendiamo 5 minuti per un caffè e poi ritorniamo senza tenervi qui bloccati. Grazie.
Non riesco a vedere. Vedete? Sì, vediamo. Ok. Provi ad aprire la presentazione. Sì. Vediamo lo schermo, vediamo il suo desktop, cioè vediamo una cartella aperta con... Ecco, lo vedete? Lo vedete? Vediamo la cartella aperta delle sue risorse. Io però vedo la presentazione, voi no? No, allora provi a condividere lo schermo. Nel momento in cui condivide, deve condividere una finestra e non lo schermo. Cioè, penso che se ha aperto la presentazione può condividere direttamente la presentazione. Allora, questa la vedete la videata del mio computer. Sì, esatto. Se io apro la cartella, dovreste vedere il PowerPoint. No, perché lei ha condiviso lo schermo, senza condividere il contenuto, quindi noi vediamo lo schermo. La condivisione dello schermo si è arrestata. Ok. Condividi lo schermo. Quando apre nel tasto verde che dice condividi schermo, le si apre una finestra con una serie di opzioni. Se lei ha già aperto in PowerPoint la sua presentazione, clicchi sulla presentazione, non sulla voce schermo. Quindi e dovrebbe condividere la sua presentazione direttamente. Proviamo. Scusate. Ok, perfetto. Adesso la mette in presentazione. Sì. Presentazione, ok. Ci siamo? Ci siamo, benissimo. Perfetto. C'è sempre una prima volta. Si arriva sempre a un dunque, si figuri. No, c'è sempre una prima volta dove si fa tutto sto casino. Va bene. Allora, scusate per il ritardo, ma evidentemente appunto c'è sempre una prima volta. Allora, il mio intervento, io tratterò sostanzialmente la pianificazione a livello locale. E quindi ho intitolato questo intervento Pianificare per valorizzare. Allora, la valorizzazione del patrimonio culturale è l'insieme di quelle azioni volte a conferire valore al patrimonio culturale e a promuovere le potenzialità, migliorandone le condizioni di conoscenza e incentrandone sul concetto di fruizione. Ecco che la parola valorizzazione in un certo senso contiene anche l'istituto della promozione e della fruizione. È chiaro che se pensiamo alla valorizzazione, come dire, la mente ci va subito alla 42 del 2004 e quindi sappiamo che la valorizzazione così come la promozione e fruizione sono materie concorrenti, mentre la tutela, come ha ben detto stamattina il professor Brocca, rimane di competenza dello Stato. Se pensiamo invece alla parola, al concetto di pianificare, certamente, come dire, la mente ci va subito all'urbanistica. E sappiamo tutti che l'urbanistica è nata nell'Ottocento come risposta ai problemi derivanti dall'affermarsi dell'industrializzazione e dal rapido incremento della popolazione. In Italia, se parliamo di urbanistica, certamente facciamo riferimento a una legge fondamentale, la 1150 del 42, che ha definito come si attua la pianificazione e ne ha definito i livelli gerarchici. Ed ecco qua, tutti conosciamo i vari livelli di pianificazione, quindi passiamo da una scala via via sempre più piccola sostanzialmente, dal livello regionale. Oggi la regione c'è un incontro dove la direzione urbanistica propone e spiega i nuovi contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento, si passa poi a un livello gerarchico inferiore, quindi a un piano provinciale,
e ai 2 livelli che sostituiscono sostanzialmente il piano regolatore. E quindi il piano di assetto del territorio e il piano degli interventi. Abbiamo poi all'interno delle pubbliche amministrazioni tantissimi piani di settore, qui ne ho riportati alcuni. Abbiamo il piano di telefonia mobile, della circolazione stradale, dell'acustica, l'idraulica, i servizi di protezione civile, il piano per l'illuminazione pubblica, il piano delle acque. Entriamo fino con la pianificazione a definire le manutenzioni, quindi la manutenzione del verde e chi più ne ha più ne metta, cioè i livelli di pianificazione sono moltissimi. Scendiamo ancora di scala e arriviamo agli strumenti attuativi e agli interventi convenzionati. Quindi passiamo dal piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il PIP, il PEP e quant'altro, fino ad arrivare alla scala progettuale, con le varianti di sportello e gli interventi convenzionati ai sensi dell'articolo 6 della 11, ovviamente legge regionali, la 11 del 2004, e all'articolo 28 bis del DPR 380, quindi si scende sempre più di scala fino ad arrivare alla progettazione architettonica, attraverso tutto un sistema gerarchico fortemente stratificato. Se pensiamo che appunto l'urbanistica sostanzialmente in Italia nasce nel 42, ma si sviluppa con la pianificazione dagli anni 60 in poi, ecco che in così poco tempo noi abbiamo, come dire, assorbito e strutturato tutto un livello gerarchico per quanto afferisce alla pianificazione urbanistica. Apro una piccola parentesi che in parte ha già ampiamente trattato il professor Brocca. Tutto questo non è successo per il concetto, per il tema del paesaggio. Cioè, per quanto riguarda il tema del paesaggio, non c'è stata tutta questa stratificazione gerarchica di norme e legislazioni sia nazionali che regionali. Eppure l'Italia era famosa già nel Settecento per i propri paesaggi, basti pensare al Grand Tour. Quindi artisti, autori come Goethe, Stendhal, Emily Bronte parlano ampiamente della bella Italia, dei bei paesaggi italiani, già appunto dal Settecento. Pur tuttavia, essendo il tema del paesaggio sostanzialmente un tema preminente, ancora oggi ci troviamo a ragionare nei contenuti e nelle definizioni proprio strettamente del concetto del paesaggio. Chiudo parentesi perché il professor Brocca appunto ha già rilevato tutti questi temi e ritorniamo appunto alla stratificazione pianificatoria. Tutte queste leggi, le norme, i piani però non devono far perdere il vero obiettivo dell'urbanistica e della pianificazione, cioè l'obiettivo è quello di dare risposte alle esigenze della collettività. E per Valdobbiadene l'obiettivo preminente è stato quello di ricercare la qualità. Come ha ben evidenziato il dottor Marchioro, dobbiamo puntare alla qualità se vogliamo valorizzare i nostri territori. Ed ecco che già nel documento del sindaco avevamo inserito questi concetti. E quindi la ricerca della qualità a partire dal documento del sindaco. Ma che tipo di qualità? La qualità in primis del paesaggio. Se parliamo, chiaramente Valdobbiadene è un comune a spiccata vocazione agricola e quindi qualità del paesaggio declinato nell'agricoltura come produzione di bene pubblico, tutela univoca del territorio urbano e rurale, qualità dei prodotti agroalimentari per l'offerta turistica e sostenibile. Vedete come già nelle prime 2 azioni il tema del turismo entri fortemente già nel documento del sindaco. Qualità della vita dei residenti e degli ospiti, quindi torniamo al concetto del turismo, qualità della rete delle connessioni territoriali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del ruolo di cerniera fra realtà diverse. Valdobbiadene si pone a livello geografico come cerniera tra il bellunese, il trevigiano e il coneglianese, sostanzialmente è in centro rispetto a queste 3 realtà.
Quindi qualità del paesaggio per quanto riguarda l'agricoltura come bene di produzione, attraverso quali azioni? Il recepimento della pianificazione sovraordinaria d'obbligo imposto, ma anche attraverso una visione pianificatoria multisettoriale dell'agricoltura, attraverso la conservazione della fertilità dei suoli, la salvaguardia idrogeologica, la complessità ecosistemica e la valorizzazione del paesaggio. Il tema del paesaggio appunto entra attraverso la declinazione di tutte queste azioni. Qui siamo nel 2019, il documento del sindaco è stato esposto in consiglio nel 2019, prima del riconoscimento del sito UNESCO. Altre azioni: tutela della rete ecologica e delle risorse naturali, recupero dei terreni recentemente rimboschiti, tutela dei suoli a vocazione pascoliva e maiviva, promozione di un'agricoltura sostenibile basata su tecnologie non inquinanti e orientata al risparmio dell'energia. Molte di queste azioni le stiamo, come dire, definendo anche attraverso studi di settore, documenti preliminari e studi di fattibilità per essere pronti con il PNRR, cioè quando usciranno come dire, le voci e i contenuti, noi saremo pronti già con degli studi e con dei progetti partendo appunto che erano già inseriti nel documento del sindaco, quindi nelle volontà politiche. Qualità delle produzioni agroalimentari come offerta turistica e sostenibile attraverso cosa? La valorizzazione del sistema malghe, la valorizzazione del parco ambientale, la valorizzazione dei prodotti agricoli, sempre il decoro paesaggistico e architettonico, la promozione della qualità architettonica delle cantine, Valdobbiadene è intesa come città dell'ospitalità, quindi aperta al turista, favorire iniziative e attività connesse al distretto del Prosecco e la valorizzazione di una rete dell'ospitalità con un'offerta differenziata. Qualità della vita per i residenti e per gli ospiti. Qui evidenzio semplicemente la valorizzazione dei centri storici. Questo progetto è già avanzato e appunto appena uscirà la linea di finanziamento speriamo di potervi accedere. Passiamo dal documento del sindaco al PAT. Abbiamo inserito, aggiunto nelle 4 tavole del PAT, una tavola specifica per il turismo. Quindi l'abbiamo chiamata tavola 4B, carta della trasformabilità a valore turistico. Cosa abbiamo fatto? Come diceva il dottor Macchioro, abbiamo inserito tutte quelle attrattività, tutti quei punti di interesse che possono essere belle vedute, piuttosto che piccoli caselli agricoli, piuttosto che mulini, malghe, cantine storiche, cioè tutti quegli elementi che potevano essere, come dire, interessanti dal punto di vista turistico. E ovviamente abbiamo cercato di ricollegarli attraverso la sentieristica e quindi abbiamo individuato sentieri che, come dire, ciclabili, piste ciclabili o sentieri particolari in mezzo alle colline, piuttosto che percorsi da fare a cavallo. Abbiamo inserito le ipovie e quindi abbiamo cercato già nella tavola della trasformabilità di collegare questi oggetti, questi punti che per noi erano rilevanti e importanti, verso i quali appunto volevamo dare un valore, un riconoscimento, e li abbiamo inseriti in questa tavola. Qui vedete qualche esempio. A livello normativo, per il settore turistico e ricettivo, abbiamo anche nelle norme, come dire, aperto alcuni ragionamenti e quindi abbiamo previsto degli incentivi alla ricettività diffusa attraverso dei crediti edilizi, l'individuazione dei piccoli percorsi escursionistici e ciclopedonali, la possibilità di una maggiorazione del 20% del volume destinato a piccole ricettività per l'albergo diffuso o per i B&B o allocazioni turistiche, e abbiamo previsto anche un ampliamento del buffer di espansione
che per il consolidato è previsto a 30 metri, invece per il turistico ricettivo l'abbiamo ampliato a 50 metri, quindi abbiamo previsto tutta una serie di azioni. Siamo entrati poi nel piano degli interventi con uno studio di dettaglio, sempre mantenendo appunto questa sorta di scala gerarchica, entrando sempre più dentro i contenuti, cioè del territorio. Ecco che abbiamo approfittato del prontuario per la qualità architettonica, documento d'obbligo, insomma, previsto dalla 11 all'interno del piano degli interventi. Quindi abbiamo strutturato un prontuario per la qualità architettonica classico per tutto il consolidato e abbiamo invece fatto uno studio completamente diverso per la zona agricola e l'abbiamo appunto incasellato a livello giuridico sostanzialmente all'interno del prontuario per la qualità architettonica degli edifici in zona rurale. Questo studio come si è sviluppato? Allora, 4 sono le azioni che abbiamo previsto. Siamo partiti dalla fascinazione. Cioè abbiamo cercato di, per noi era molto importante, ricongiungere la comunità con il proprio paesaggio attraverso le emozioni, la bellezza, le piccole storie e le narrazioni. La consapevolezza di come funziona un territorio. Prima ho sentito molto parlare di coinvolgimento sociale, partecipazione. Noi proprio a livello professionale, ma anche negli anni, abbiamo sempre lavorato moltissimo con la partecipazione. Ecco, basti pensare che per l'approvazione del PAT, poi abbiamo anche partecipato al piano regolatore città del vino, e abbiamo avuto anche il riconoscimento per la forte partecipazione che abbiamo sempre attuato nei processi pianificatori. Per il PAT io ho controllato 1500 questionari dei ragazzi, abbiamo coinvolto tutte le scuole, dagli asili alle superiori e altrettanti questionari che ci sono stati restituiti dalla cittadinanza, quindi circa 3000 questionari che abbiamo, come dire, analizzato e il cui report è finito all'interno del piano di assetto del territorio. Quindi, come dire, partecipare con la collettività, partecipare con i portatori di interesse, a mio avviso è fondamentale, imprescindibile. Non possiamo continuare ad imporre dall'alto tutta una serie di norme che molto spesso non vengono condivise, non vengono neanche capite. Serve quindi partire dal basso attraverso un dialogo e, come dire, anche attraverso le emozioni e il concetto di bellezza, concetto che è chiaro a tutti, ai tecnici e ai non tecnici. Siamo poi passati attraverso l'economia, quindi era fondamentale ricostruire le relazioni di quegli oggetti che appartengono al mondo agricolo ma che oggi non sono più funzionali al mondo agricolo e quindi ecco che tutti questi edifici, piccoli micro edifici sparsi nelle colline, oggi sono vuoti, erano utilizzati come piccoli caselli, stallette. Oggi appunto rimangono come dire dei ruderi che però ci ricordano la storia di quel territorio e quindi è importante capire anche a livello economico come poterli trasformare senza però snaturare il territorio. Come diceva Marchioro, non possiamo ipotizzare il comune di Valdobbiadene avrà circa 350 caselli, piccoli edifici, è impossibile ipotizzare una riconversione totale verso il turistico ricettivo. Bisognerà differenziare le funzioni per evitare di snaturare appunto il territorio. Abbiamo poi definito dei principi, un sistema di principi e di regole più che di norme che mettono radici profonde nel paesaggio in grado di creare condizioni di flessibilità attraverso un percorso culturale condiviso con la collettività, con l'amministrazione ma anche con i tecnici del settore.
Ecco che il prontuario diventa uno strumento che ha come obiettivo la permanenza della fascinazione del concetto di bellezza e di armonia del territorio, la valorizzazione delle economie, l'individuazione di 10 principi, noi ne abbiamo individuati 10, e un percorso culturale, la strutturazione di un percorso culturale. Questa strategia ha come finalità la gestione del territorio per la tutela del patrimonio e il rinnovamento del tessuto sociale. Ecco che se è vero che ci sono delle forme determinate che hanno generato dei principi e questi principi a loro volta generano delle relazioni, oggi è importante ripartire dalle relazioni per ripercorrere e capire che tipo di volumi possiamo ipotizzare in un territorio così complesso. Questa è la struttura del prontuario, c'è una parte analitica dove i caratteri formali percettivi del paesaggio alla scala architettonica di contesto definiscono i riferimenti, c'è una parte sintetica di principi, una parte interpretativa che fa riferimento alle relazioni, una parte statutaria che definisce le regole, le 10 regole. Ci sono poi dei casi studio che analizzano le regole e quindi sono volti a, come dire, a capire se queste regole hanno senso, sono coerenti. Ci sono i sussidi operativi, il glossario e alla fine le schede di valutazione. Schede di valutazione che sono divise in due. Una parte è per i professionisti che autovalutano il loro progetto e una parte è per l'ufficio tecnico. Entriamo ora nel territorio di Valdobbiadene con un po' di immagini. Ecco, vediamo, abbiamo visto la montagna, scendiamo verso le colline per scendere verso valle fino ad arrivare al Piave. E quindi così abbiamo ipotizzato Valdobbiadene come un piccolo Veneto, un po' la forma anche ci assomiglia, ma ci assomiglia un po' anche nella sostanza. Nella parte nord il territorio sostanzialmente è tagliato a metà dalla strada dei Veneti, la strada provinciale, a nord troviamo la parte montana, a sud la parte collinare e pianeggiante. C'è un forte dislivello, abbiamo un dislivello circa di 1500 metri e abbiamo cercato di capire quali sono gli elementi che tuttora generano l'armonia del territorio e fanno percepire questa sorta di armonia che oggi ci è valsa appunto il riconoscimento a patrimonio dell'umanità. E questo è l'approccio che abbiamo, come dire, intrapreso. Abbiamo dato una lettura geomorfologica al territorio con la suddivisione in quote, quindi le abbiamo chiamate corde. Quindi abbiamo la corda fluviale, salendo poi la corda valliva, le creste collinari, pedemontana, la mezza costa e l'alpeggio. E poi abbiamo dato una lettura toponomastica al territorio. Abbiamo capito che questa lettura toponomastica, come dire, abbiamo diviso il territorio come se fosse in meridiani paralleli, ecco, poteva essere riassunta all'interno dei bacini scolanti. Nella intersezione tra queste due letture, quindi la lettura geomorfologica e la lettura toponomastica, abbiamo individuato gli ambiti di paesaggio. Ecco la lettura geomorfologica con tutte le tipologie dei terreni. Qui potete vedere il dislivello con il volo leader e queste sono le corde. Quindi abbiamo diviso il territorio in fasce sostanzialmente. Nell'alpeggio troviamo dei fabbricati che hanno una particolare conformazione e caratterizzazione. Sono fabbricati tozzi, bassi che cercano di proteggersi, diciamo. Nella mezza costa la tipologia edilizia ha una conformazione diversa,
il fabbricato sale, in genere è un fabbricato a 2 piani. Nella parte pedemontana ecco che il fabbricato sale ancora e quindi in genere troviamo i 3 piani. Nella parte delle creste collinari troviamo esclusivamente i piccoli caselli, i piccoli edifici a destinazione agricola. Nella parte valliva invece troviamo conformazioni diverse. Nella parte alluvionale ritorniamo ai 2 piani con dimensioni più ridotte e contenute, anche perché siamo nella prossimità del Piave, all'interno del PAI, quindi ecco. Per quanto riguarda invece i bacini identitari, siamo partiti da un'immagine del Settecento che rappresentava la suddivisione nelle regole del territorio della parte montana. Ogni famiglia, ovviamente c'erano le famiglie patriarcali molto ampie, ad ogni famiglia era data una porzione di montagna da sfalciare. Queste famiglie sostanzialmente poi rappresenteranno le frazioni. E questa suddivisione, diciamo, verticale l'abbiamo poi riscontrata nei bacini idrografici. Abbiamo, come dire, approfondito questa cosa attraverso il volo LIDAR e con il piano acque, e questo ci ha permesso di intrecciare anche tutti questi piani, diciamo, attraverso questa lettura paesaggistica, e abbiamo notato che i bacini idrografici diventavano anche bacini identitari. Rappresentavano sostanzialmente le famiglie, la collettività, ed eccoli qui individuati graficamente. In questi bacini identitari abbiamo notato che la composizione muraria, il tessuto murario, in ogni bacino identitario è diverso, ma anche la conformazione dei fori è diversa. Ecco che il tipo di pietra, passiamo da una molera a un biancon a una pezzatura più a ciotoli di fiume sostanzialmente. Qui scorro velocemente. Ecco, qui potete vedere il biancon, il tessuto murario ha, come dire, dimensioni completamente diverse dagli altri, molto più grandi, addirittura il sasso non è convesso ma è concavo. E quindi poi anche l'immagine che il fabbricato darà di sé nelle varie ore del giorno sarà diversa da un fabbricato che si trova in un altro bacino. Ed ecco qui una rappresentazione schematica appunto dell'identità dei tessuti murari in base ai bacini identitari. Qui vediamo appunto un dettaglio. Ed è chiaro come questi tessuti murari rappresentino un'identità locale. Nell'incrocio tra bacini e corde, ecco che troviamo appunto gli ambiti di paesaggio. Li abbiamo declinati in questa maniera. Ecco che per esempio in questa frazione passiamo dalla parte montana, mezza costa, piuttosto che la parte pedemontana al vallivo, e troviamo dei fabbricati che sono diversi, ma sono diversi perché diversa è la cultura, diverse sono le famiglie, diverse sono le tipologie di terreno dal quale si potevano estrarre le pietre e le rocce per poter costruire i tessuti murari. Ed ecco qui altre rappresentazioni. E abbiamo cercato appunto di capire come funziona questa lettura armonica. Queste sono, come dire, è una rappresentazione un po' poetica, se vogliamo, della suddivisione tra corde e bacini identitari. Vedete come i fabbricati via via diventano diversi in base al bacino e alla corda di appartenenza. Questi invece sono i tessuti murari.
Ecco qui la stessa lettura declinata in maniera diversa, disegnata in maniera diversa, e quindi, come dire, abbiamo dato appunto una lettura musicale, ravvicinando le sezioni e indicando in modo diagrammatico la disposizione delle tipologie di edifici, è possibile rappresentare la struttura paesaggistica di Valdobbiadene come un pentagramma, sul quale i diversi tipi di edifici si configurano come note che compongono differenti accordi. Questa rappresentazione dà ragione così dell'armonia che caratterizza il paesaggio di Valdobbiadene. La composizione armonica degli accordi composti da note consonanti e la sequenza delle corde che ne determinano il ritmo sono rispettivamente la melodia e la ritmica percepite. Siamo poi entrati ad una scala diciamo più architettonica, attraverso un'analisi che ci appartiene di più, diciamo che conosciamo di più, e quindi abbiamo analizzato le proporzioni, l'orientamento, la composizione, le murature esterne, i fori, le coperture e gli accessori. E abbiamo visto che per quanto riguarda le proporzioni, il volume è sempre composto da parti funzionali lungo un asse longitudinale. La verticalità del volume diminuisce proporzionalmente all'altitudine, l'assorbimento dell'impatto visivo del volume, c'è sempre un assorbimento dell'impatto visivo del volume nel rapporto con il suolo. Il rapporto è proporzionato tra volume e pertinenza rurale. C'è sempre una proporzione tra la parte residenziale e la parte produttiva. Invece per quanto riguarda l'orientamento, è sempre determinato dall'orografia, cioè i fabbricati non si pongono in maniera eliocentrica, ma si pongono sempre paralleli alle curve di livello. L'edificio è generalmente direzionato. Per quanto riguarda la composizione avviene attraverso la giustaposizione, cioè l'accostamento di parti funzionali. Ogni unità funzionale è composta sul principio della simmetria. La composizione complessiva però è asimmetrica. Questo lo vediamo dopo. Per quanto riguarda le tessiture murarie, la muratura denuncia il bacino identitario di appartenenza, il fabbricato è sempre nudo. C'è una prevalenza della materia rispetto al colore. Per quanto riguarda i fori, la composizione delle singole parti funzionali è simmetrica e è in relazione alla corda. C'è sempre uno scarico dell'architrave, a volte con pezzi di legno, con legname, a volte con pietra, e c'è una prevalenza degli elementi orizzontali. Per quanto riguarda la copertura è in relazione alla corda di appartenenza. Le coperture sono a due falde, sempre parallele alle isolipse. La presenza, ci sono dei volumi anche accessori, abbiamo notato, cosa che in genere non si pone mai attenzione agli accessori. E invece abbiamo notato attraverso questa analisi che, come dire, l'agricoltore aveva semplicemente la necessità di appendere i propri strumenti di lavoro e quindi questi accessori sono volti alla definizione delle funzioni e alla sostenibilità. La seconda sezione tratta le regole compositive. Le regole compositive attraverso il sistema del paesaggio, la distribuzione, il carattere, l'orientamento, la composizione, la distribuzione, l'autonomia, la coerenza e la nudità. Ed eccole qui. Quindi il progetto viene analizzato attraverso una scala architettonica, ma anche attraverso una scala vasta e una scala di contesto. Attraverso un sistema paesaggio, la distribuzione, il carattere, i marcatori di paesaggio, l'orientamento, la posizione, la composizione, l'autonomia, la coerenza e la nudità. Il sistema paesaggio
la prima relazione appunto individua il sistema paesaggio. Ogni edificazione partecipa al sistema di paesaggio complessivo di Valdobbiadene, cioè ogni edificio rurale intrattiene una relazione visiva o sonora con il proprio campanile di riferimento. È chiaro, quando l'abbiamo scoperto ci è sembrato anche chiaro, cioè l'agricoltore si spostava e le ore erano scandite dal campanile di riferimento. A Valdobbiadene ci sono oltre 20 campanili, pertanto ogni casello, ogni piccolo fabbricato si orienta, ruota leggermente per guardare, per affacciarsi verso un campanile. Ed ecco qui una rappresentazione, diciamo, grafica. La seconda relazione tratta la distribuzione. Quindi la seconda relazione definisce le modalità di insediamento delle varie tipologie in relazione alla geomorfologia, cioè il territorio comunale oscilla tra i 139 metri sul livello del mare e i 1570 e in questo senso, come abbiamo già detto, Valdobbiadene rappresenta un piccolo mondo all'interno del quale si sviluppa e conclude un intero ciclo agro-silvopastorale. Le tipologie architettoniche e le forme di insediamento paesaggistico variano secondo i differenti livelli altimetrici e la geomorfologia, in funzione del ruolo che l'edificio riveste all'interno del ciclo produttivo. Quindi troveremo le abitazioni nella parte valliva, i piccoli caselli nella parte collinare e le maie invece in montagna. E qui vediamo la corrispondenza delle tipologie e della composizione in base alle corde. La terza relazione è il carattere delle edificazioni rispetto al bacino identitario di appartenenza. Il carattere delle edificazioni deriva dalla declinazione alla scala architettonica delle matrici identitarie delle principali regole in cui si suddivide il territorio. Ed ecco qui i bacini identitari, come abbiamo detto, individuano soprattutto il paramento murario. Qui vediamo un dettaglio. Abbiamo anche posto l'attenzione e capito che c'erano dei marcatori di paesaggio. Una cosa a cui non avevamo mai pensato. La quarta relazione si gioca con i riferimenti paesaggistici dell'ambito. Esistono all'interno del sistema paesaggistico alcuni punti chiave che abbiamo definito marcatori del paesaggio perché segnano il paesaggio. Hanno il ruolo di preservare e mantenere la leggibilità dell'antico sistema di insediamento agricolo. La continuità intesa sia in termini visuali che funzionali che storico-identitari. Deve essere la modalità con cui la futura edificazione instaura le relazioni con le diverse componenti formali, funzionali e culturali. Ed ecco che questo punto diventa un punto per la collettività, non solo un punto, come dire, visibile, percepibile, ma anche un punto di ritrovo. Diventano marcatori di paesaggio, appunto i capitelli, le chiesette, anche realizzati in maniera semplice, ma anche le pozze d'acqua piuttosto che le piccole cisterne e anche i grandi alberi. Un'altra relazione all'orientamento, la quinta relazione si stabilisce in riferimento alla fisicità del territorio e quindi le edificazioni di Valdobbiadene si orientano rispetto all'orografia, come abbiamo detto prima, secondo le curve di livello. Ed eccone qui alcune rappresentazioni. La sesta relazione si instaura con il suolo. Gli edifici assumono un rapporto simbiotico e attivo utilizzando le naturali pendenze per ragioni funzionali, riverberando questa attitudine nelle immediate pertinenze. Quando ci sono le condizioni, gli edifici si posizionano in prossimità di un cambio di pendenza e quindi si incassano completamente nel suolo.
Questo anche per una necessità, quindi l'agricoltore saliva al primo piano dal retro, al posto a nord in genere, e semplicemente caricava il fieno. Ed ecco alcune immagini. La settima regola è la composizione, ed ecco che abbiamo individuato i principi compositivi degli edifici. Gli edifici rurali si compongono per giustapposizione di unità funzionali legate all'uso, e quindi distinguiamo la parte agricola dalla parte residenziale. Queste parti sono simmetriche, ognuna per proprio conto, ma l'insieme del fabbricato risulta sempre asimmetrico. Ed ecco qui le immagini. L'ottava relazione, l'autonomia. I fabbricati storico-testimoniali sono sempre autonomi dal punto di vista della sostenibilità. Chiaramente dovevano essere autonomi. E quindi ecco che l'acqua viene raccolta in cisterne più o meno grandi, in pozze, e appunto troviamo come dire, i luoghi del deposito degli attrezzi, che non hanno la necessità di essere nascosti perché funzionali all'attività. Come anche troviamo degli elementi sacri sostanzialmente per la preghiera. La nona relazione è la coerenza, e quindi all'interno della struttura paesaggistica che si manifesta attraverso il carattere di armonia, la coerenza si manifesta attraverso l'insieme delle regola numero 2 e della regola numero 3. La decima azione è la nudità, il carattere con il quale il fabbricato si esprime. L'architettura rurale è sempre nuda sostanzialmente. Questa è un'immagine a cui teniamo particolarmente. Ecco che come dire, il dentro guarda il fuori, ma anche il paesaggio guarda al piccolo fabbricato storico-testimoniale. La terza sezione tratta i casi studio. Quindi qui scorro velocemente. Abbiamo, come dicevo prima, analizzato tutta una serie di fabbricati per vedere se queste regole risultavano efficaci. Questo è un altro esempio. Ed ecco qui che, come abbiamo visto prima, il progetto, come dire, il progetto di ristrutturazione o di nuova edificazione dovrà rispettare queste regole, perché queste regole sono alla base della definizione dell'armonia del territorio. Abbiamo costruito dei sussidi operativi, e quindi delle schede di autovalutazione per il professionista, scorro velocemente data l'ora, e delle altrettante schede per gli uffici che devono poi valutare il progetto. Quindi gli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizzati in coerenza con il paesaggio attraverso la compilazione di tutta una serie di schede di asseverazione. Gli interventi sugli edifici esistenti sono ammissibili sempre negli edifici che non hanno grado di vincolo, sono ammissibili anche in quegli edifici che hanno grado di vincolo, tanto più che queste schede consentono la trasformazione e la riduzione del grado di vincolo del fabbricato senza un passaggio in consiglio, perché l'analisi è talmente di dettaglio che l'ufficio tecnico assieme al progettista possono valutare attraverso queste schede, e qui sta un po' il concetto di semplificazione, attraverso queste schede se il fabbricato è meritevole appunto oggi di avere appunto quel grado di vincolo, oppure possiamo ridurre il grado di vincolo. Gli interventi diversi produttivi, cioè le grandi cantine, dovranno comunque essere posti in coerenza con il paesaggio secondo questi indirizzi.
Tutto questo, tutta questa analisi innanzitutto ci ha permesso di conoscere in maniera assolutamente più approfondita il territorio con un approccio un po' diverso, un po' più empatico se vogliamo, un po' più poetico anche. Abbiamo fatto numerosi incontri con la cittadinanza e quando abbiamo esposto questo lavoro io ho visto gente commuoversi, riconoscere nel fabbricato, nel proprio piccolo casello, riconoscere una storia. Io dico sempre questi fabbricati raccontano una storia, raccontano l'identità e testimoniano la storia di questo paese. Per cui se io demolisco questi fabbricati e li trasformo in questi fabbricati che magari hanno la medesima forma, la medesima proporzione, ma sono tutt'altro, avrò perso il valore, avrò perso la memoria del paesaggio. E questo messaggio è importante che sia sostenuto, sia riconosciuto in primis dai proprietari, perché sono i proprietari che poi e gli agricoltori che promuovono e possono spendere, possono vendere le loro storie attraverso la testimonianza di questi fabbricati. Ecco, qui ho riportato alcuni esempi, quindi stiamo ragionando attraverso appunto i gradi di intervento fin dove spingerci nelle ristrutturazioni. Se è sempre necessario demolire per poi ricostruire, oppure è possibile a volte, magari anche con tecnologie innovative, arrivare a cucire, a ristrutturare in maniera delicata appunto questi fabbricati. L'importante comunque è per noi partire da qua. La conoscenza del territorio, la memoria del territorio, la cultura del territorio, per poter poi aprirsi al turista e raccontare la storia di questo territorio. Ecco, io ho finito e ringrazio. Grazie architetto Bolzonello. Io non so l'eco. Prima abbiamo parlato con il dottor Marchioro di cultura dell'accoglienza e mi sembra che quanto abbiamo visto poco fa ci indichi la necessità anche di una cultura paesaggistica diffusa che possa portare poi anche appunto a dei restauri, a degli interventi che mantengano l'identità dei luoghi. Allora, c'è una domanda da parte di un corsista che fa riferimento al possibile conflitto tra le pratiche agricole legate alla coltura vitivinicola e il turismo. I giornali ne hanno parlato tanto sulla vicinanza delle coltivazioni agricole al centro urbano e quindi in qualche modo come risolvere questo problema. Sappiamo che l'area del Prosecco si è dato anche un regolamento di polizia rurale che insomma ha un qualche effetto, ma comunque certe preoccupazioni appunto forse non solo per il turista ma per la popolazione residente rimangono. Questa è una prima domanda. Non so se ci sono nel frattempo altre domande. Dunque, l'altra, il tessuto degli spazi aperti agricolo-forestali è stato indagato, anche questo è altrettanto importante di quello edilizio, visto anche le tecniche di coltivazione in atto. Ritorniamo sul tema appunto delle tecniche. Io porrei un'altra domanda relativa alla possibilità dell'espansione, no? Mi sembra che ci siano delle deroghe per rimettere in qualche modo ad una utilizzazione turistica alcuni fabbricati.
Tutto questo sta dentro quello che è diciamo, la capacità di trasformazione delle aree agricole che è prevista appunto dalla legislazione della Regione Veneto. Interessa più i centri abitati o le aree agricole in senso lato? Allora, per quanto riguarda i trattamenti fitosanitari, questo è un tema appunto ampiamente trattato nel regolamento di polizia rurale. C'è da dire che il regolamento di polizia rurale è stato in parte assorbito nel disciplinare tecnico del sito UNESCO, quindi appunto in un'ottica di tutela. Io però punto molto l'attenzione sugli aspetti economici, cioè l'economia mondiale sta andando, come dire, verso la sostenibilità e verso la ricerca del biologico. Io, come abbiamo visto in moltissimi casi, è l'economia che comanda. Quindi nel momento in cui l'economia spingerà sempre di più verso il biologico, è chiaro che anche le tecniche e anche come dire, le lavorazioni, gioco forza, si orienteranno verso quella direzione. Questo è un momento di passaggio. Badate bene che gli agricoltori stanno comunque, come dire, hanno una certa sensibilità e hanno capito che l'economia va verso quella direzione. Ora si tratta di, attraverso anche il CREA, attraverso tutti quegli istituti che approfondiscono, no, le materie strettamente legate alla viticoltura, come dire, individuare un vitigno che è in grado di essere, come dire, che non ha la necessità di avere tutti questi trattamenti, perché come dire, le produzioni agricole oggi, anche a causa del cambiamento climatico, hanno effettivamente delle esigenze. Il protocollo però che il consorzio di cui il consorzio si è dotato prevede via via delle riduzioni in questo senso dei prodotti. Quindi io penso che questo sia effettivamente un momento di passaggio e che si andrà sempre più verso la ricerca del biologico e quindi questi problemi andranno a scemare. Comunque sì, ripeto, tutta la vallata si è dotata del regolamento di polizia rurale e questo regolamento è stato assorbito in parte dal disciplinare, quindi dalle norme del sito. I comuni adesso stanno approvando le pianificazioni che come dire, hanno adottato, tutti i comuni hanno adottato le varianti e stiamo tutti approvando, siamo nella fase di approvazione degli adeguamenti appunto di recepimento del disciplinare. Quindi questo io posso dire, ecco, mi sento di dire questo. Per quanto riguarda poi la ricettività, è chiaro che tutti questi edifici storico-testimoniali non saranno riconvertiti in locazioni turistiche o albergo diffuso. Ora si sta parlando molto di enoturismo e quindi moltissimi produttori riconvertono questi piccoli edifici storico-testimoniali in sedi per le passeggiate legate all'enoturismo. Quindi questo è un approccio corretto. Si fa la passeggiata, si gode della vista, si fa una piccola sosta, e lì si assaggia qualche prodotto locale e poi si rientra in cantina. Ecco, la regione sta, come dire, ha aperto un tavolo, come diceva Marchioro, assolutamente interessante per la gestione di questo sito e un tavolo trasversale all'interno del quale ci sono molti enti comunali e anche molti uffici della regione. Questo tavolo trasversale permette di gestire tutti questi aspetti interdisciplinari assieme.
Ecco, quindi io penso sia un ottimo, veramente un ottimo approccio alla materia. Non si sente. L'ultima domanda era quella sul tessuto degli spazi aperti, perché c'è una raffinatissima analisi appunto dello spazio costruito, degli edifici. La domanda era se c'è contemporaneamente anche un'analisi del paesaggio dal punto di vista appunto del tessuto agricolo propriamente detto. Sì, non l'ho rappresentato qui, è un altro studio che stiamo definendo, non l'ho portato qui oggi, però sì. Bene, non so se ci sono altre domande. Mi sembra di no, quindi possiamo ringraziare anche l'architetto Bolsonello e ci diamo appuntamento con i corsisti fra un'ora per il lavoro di esercitazione. Grazie veramente a tutti, anche per coloro che sono rimasti fino alla fine, in particolar modo i relatori. E speriamo appunto di vederci presto in un'altra occasione. Grazie a voi, grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci. Buongiorno.